c'è? È la sveglia, si chiude con un dito. Ma quante volte ti devo dire? Quante volte ti devo dire che questa maledetta sveglia la domenica la devi buttare? Tu forse non sai che devo svegliare il resto perché devo studiare. Ma quale studiare? Se l'ultima volta che hai pigliato un libro in mano è stato quando hai fatto la licenza media alla scuola serata? Ma si dice serale. Come si dice, più un anno e mezzo che non fai l'esame all'università. Ma come? Io mi sto preparando per un concorso serio, ma hai già accattato pure un cappino. Un concorso? Un sudato a ghiaccio, un cappello che la fiamma. Va buono, da retto, Tony. Perché che pure si dice, come sto così? No, non da retto. E poi fammi vedere, che concorso? Ma chi le punte lo latte e bene sono scaduto il 30 di marzo? Che concorso ti serve fare? Per i carabinieri. Un manuale per il concorso dell'anno dei carabinieri? Ma lascia stare queste sudate carte e baffano poco di caffè, va? No, io me la gente a casa, non è possibile, tu potrai non si possono schiare. Ma perché dalla mente sempre? Scusa, tu quando eri guaglione, che cosa facevi? Un guaglione rubato? Guaglione rubato sei nato e guaglione rubato morirai, no? E mi lamento giustamente. E perché? Se cose da sta casa non è facile, non è fa nessuno. Perché che succede? È finito il caffè. Ah, è nata l'unica storta senza mancare poco di caffè, oi? Vabbè, Tony, tu pure mia contro perché? No, io me la cosa che mi dessi pure a cento, lo so. Non ti preoccupare, ma che per simari a fianco delle poche già belle e fatte. Che lei è così garbata, vai, così gentile. Tony, che lei è proprio un buono guaglione. Brava ragazza, vuoi dire, non sai come chiamano in tuo palazzo, chiamano Cristiano Malcioglio. Vedi, sei sempre il sordo superficiale. Io sono superficiale, mentre invece lui ti vorrebbe conoscere, diciamo, in profondità. Quello si sente solo e ha bisogno di un amico. Un amico per la pelle, vuoi dire? E possa io quella categoria non la posso soffrire. Vedi, oltre ad essere superficiale, sei anche razzista. Ma perché sono razzisti? Che mica neri, che ne riccioni, scusa. Ma poi Tony, state buono. Vai, in basso alla belva. Ah, è che tu mi hai cominciato, no? La sveglia che suonava, la sveglia, ma ne va a sedere qui. La sveglia che è suonata e che non doveva suonare, il caffè che è finito, ma la cosa più brutta della mia vita è che devo sopportare a chi una mozza annanzi al voce, 24 su 24, chi è una scimaria continuata, chi è un distributore automatico e struzzito. Torino! Chi è? Guarda qua! Che ma è? io te ne ho già belle fatte! Io caffè. Caldo! Ci ho saputo che cosa ti ha dato in cambio per questa ampolla, picerate. E poi c'è una sorpresa! Oh, Mario, il nostro vicino di casa, è qui! Caramba, che sorpresa! È da domenica che ha cominciato, ma! Hai visto? Se non ci fossi io, tu rimarresti a bocca asciutta. Se non ci fossi tu in questo palazzo, si vivrebbe meglio, ce ne c'è la verità. Perché vuoi dire che sono un cattivo ragazzo? No, cattivo no! E neanche ragazzi, sulla cucina. Ma tu hai sempre voglia di scherzare. Bevi un po' di caffè, l'ho fatto con le mie. State fermi, leve male. E poi tu non lo sai, mi è passata voglia, ma poi il caffè fa malissimo. Il caffè fa male al cuore, ai polmoni, al fegato, alle arterie, al cervello, ai reni, al Tony, ma che ci stai? Sono pure le mezzocche da sul caffè! soprattutto quella marca che compri tu. Ma il mio è un caffè speciale, una miscela arabica. E lo vedi, gli arabi quando vogliono che si arrabbiano, diventano arrabbiati, sono pericolosissimi. Ma soprattutto quando se ne viene che non mi sale la capo poi! Fanno mettere la tavola e fanno un ramadan. Fammi un po' che cambia da finire di fare la toilette, capito? La casa del cane! Fammi un attimo. È un elefante! A volte non lo capisco proprio. Io non lo capisco mai! Forse non gli sono tanto simpatico. No, Mario, chi le fa così con tutto quanto? Chi lo pazzei? Che libro stai leggendo? È un manuale per il concorso dell'arma dei carabinieri. Davvero vuoi fare il carabiniere? Sì, staresti proprio bene con la divisa, tu che sei così altero. Come so? Sì, hai un aspetto così fiero, sembri un generale di corpo d'armata. Ma peccato, non devi tempo aperto, mi devo preparare. Facciamo così, ti interrogo io. È arrivata a me sta la penna rossa. Lascia stare, che te che fa? Dammi qua. Se tu non ti fai interrogare, io il libro non te lo do, non te lo do e non te lo do. Ma io vo. Oggi è domenica e sono liberissimo. Facciamo così allora, chiedimi le definizioni di cultura generale. Quelle facili di cultura generale. Va bene. facili, no? Allora dimmi che cos'è la topografia. La scrittura dei topi. Ma che dici, non è esatto. Hai sbagliato? Sì. Facciamo un'altra, Allora dimmi che cos'è l'enciclica papale. La bicicletta del Papa. Ah, ma sei sicura di averlo almeno aperto questo libro? Tu insomma, buscamato non c'ho. Bocciato così. Facciamo un'altra domanda, signor Mai. Allora questa è delle nostre zone. Nostre zone. Dimmi che cos'è l'ecomafia. E quando bruciano il negozio con la benzina verde. Ah, basta! C'è cacciata la maestra.
Tu mi vuoi prendere in giro, me ne vado. Ma io ero preparato e tenevo tutto qui in coppa a fiamma, in questo momento non mi ricordo. Vabbè, allora ti faccio l'ultima, quella di riserva, dai. Fammi la riserva. Allora, dimmi che cos'è la colonia penale. Io Ehi! Non fai la frase, che se sei mettere coppa per zero no. E togliamo da mezzo questo dopo scuola fra educando che oggi abbiamo molto da fare. Oggi è domenica. E la domenica non c'è molto da fare, scusa. La domenica c'è da rifare i letti, c'è da cucinare il pranzo, sa da ravugliare a spagnolette con una tonna a braciola per buttare intorno a un. C'è la messa! Non devi andare un po' a messa, no? Ci sono andato ieri. E te ne fatto da sì? Sì. E che loro sabato non va la domenica. Come diceva zia mi? Chi che te fai io sabato non Va va la la domenica, scusa. E vabbè, sarà meglio che vada. Che ore sono? L'orologio non va bene ieri, l'orologiaio me l'ha messo un'ora indietro. E a te? Si è schiattata un po'. Studia, che ti interrogo la prossima volta. Tony, che vuoi andare a capo? Forza poco un po'. Amore con suo concorso, sta cercando di vincere. No, io me la giai andare a casa, non è possibile, me la giai. E ogni volta c'è sempre questa cosa, mo me la c'hai, mo me la va, che la porta alla finestra, mo ti c'è la porta e ma che te ne va? Perché mi serve solo un posto per studiare. Appena sopra la prima prova scritta per il concorso me ne vado. Però guarda, mo guardandoti bene, o sai che tu tieni proprio a farci tieni proprio a farci i carabinieri. Mettiti così, così. Ma perché mi fuori tratto? No, mettiti così, che mi pare. Non riesci a renare. Un ricerenare così. No, tieni proprio la faccia del carabinieri. Mettiamo ipotesi, no? Mettiamo Ipotizziamo, come ti posso dire, un posto di blocco. Sì. Si ferma la macchina. Si è scaricata la batteria. E che c'è che Si ferma la macchina, che significa? No, tu tieni la paletta a mano, no, vedi una signora che viene con la macchina lontana, guarda e fai stop là. Ha già fermato Anna Murata. C'è zecca innamorata. Scusa, se stoppo là. Tu firma la macchina, tu questo sguardo di carabinieri, che sei proprio carabinieri, cioè proprio Dell'anima. ti metti sul finestrino appollaiato. E che mi pigliate popolare? Ti metti così appollaiato, guarda la signora, tu la fai, signora! A calate che ti pare non c'è. Anche questo. Tu la guardi e fai signora, patente, libretto e tu quasi scompisci la lì. È meglio che mi fa un po' calma, c'è concentrazione, Non no? ti concentrare assai che sei un inippo tu, sto a pensare. Ma quando non ci sta una pace in questa casa. Ma così sicuro che non mi sento. Ieri sera conosci a 30 in un locale, una polacca. Verusca, con un amico mio, Carlo Tiziano, bellissimo. Pronto? Verusca? Sì, sono Antonio. Antonio quello un poco grande. Antonio quello... Verusca, l'unico struzzo che è venuto vicino al tavolo con una bottiglia di champagne di 100 euro, e non mi hai fatto fanire. Era a qui trovetino pure che? No, io domani ti venire a... Come? Il tuo padrone trattare male te. E tu dire che noi cacciare lui. Magari parla polacco pure mi hanno fattato, che... No, io domani ti venire a prendere, ti porto all'albergo. No. Ma non l'albergo ora, a casa di un amico mio che si chiama Albergo, come Alfredo Al Pacino, c'ha l'insegna grande là fuori. È un buffone, sì, lui essere un buffone. Io essere buffone? Oh, se ne sono dalla porta, scusami. Sono Pasquale Barozzi, apri! Pasquale Barozzi, madonna mia, ho perso la comitiva, tornato il vento che uccide, ti ha annunciato il bestia tutta la casa. Non c'è sta nessuno che si chiama Pasquale, chi volete? Sono io Pasquale, voglio Antonio Valeri, porta la porta in terra, mannaggia la capra ciucci. Non c'è stato più che le due vogliono qua, l'hanno cacciato, se ne sono giunti, l'hanno trasferite. Antonio, non può scema, ci va fine che sei tu, fammi trasì, se non sto fare la porta, fine che non vengono i inquilini. Pasquale, quando va? Vieni qua, ecco, vieni, entra. Io scherzo, tu lo sai, mi piace di scherzare, capito? Io sono un bullone, come ti posso dire? Antonio, ma non mi dovete trarre così, io sono amico vostro da sempre. Pasquale, bello amico che sì. Tu devi venire vuoi stare con noi solo perché vorresti abitare con noi, ma te l'ho detto già, la stanza è già affittata. Antonio, puoi scendere, ti devo dire una cosa. E mo si sta aiutami a scendere a Basciola Lazzana. Puoi sempre scherzare, scendi giù. Ah, al tuo livello? Sì, A tuo piani alti. a pian terreno. Il portiere mi ha detto in segreto. Pasqua, ti voglio bene, lo portiere ha fatto un giù un po' a me, ma lo vicino a me. Parlate in spalle, non parlate in faccia, abbiate coraggio, parlate alle spalle. Ha ragione. Allora il portiere mi ha detto apertamente che avete messo solo l'annuncio.
Ma qua non è venuto ancora nessuno. Verranno Pasquale, verranno perché domenica la giornata è lunga e verranno molte persone. E lo so che verranno. Io sono il primo della lista, dove devo firmare? Pasquale, ma non può firmare, mi sfidate alla casa nostra con l'ufficio alloggi per i senza tetto e poi tu sei un amico, tu sei fuori dalla lista. Allora vuol dire che devo prendere possesso? No Pasquale, vuol dire che gli amici che vogliono stare, diciamo, come ti posso dire, a UFO, a spafo, sulle nostre spalle in modo gratuito, qua non li vogliamo, dai, adesso portato, Allora non faremo mai una bella comitiva, un bello gruppo. Pasquale, 3 noi facciamo la comitiva. E poi non ci capite, ma tu sulla casa tua, che finestra chiusa, appo contro non ti fiesta. Guarda, ho capito, con te non si può parlare. Perché sto parlando ancora polacco? Come Poi prima? vuoi scherzare sempre? Dove sta Valerio? Non lo so, se per capi, ma per stadio, cappella, la fiamma, pulita, la cosa. Me lo puoi chiamare per favore? Per forza! No, per forza no, Ando, io non voglio fare questione con te. Ma che chiamasci? Valerio! Un momento, Tony, mi sto asciugando i capelli, un attimo. Vale! Mi sono freme e arriva là. Valerio! Chiamala dopo, Dio. Chiamala dopo. Valerio! Allora mi stai scemo. Ma Valerio, un attimo, che stai trovando? Mi sto preparando, si viene con la ragazza. Come... non si fa. Quale ragazza? È una ragazza, guarda chi è venuto, guarda dice sta Pasquale, tornato, il vento che uccide la legge più veloce la Ferrari e Schumacher, si sanno per te coletto, sa tutto il paese. A paro fatta! Viene una ragazza? Benissimo. Mi piace l'idea di una presenza femminile nella nostra comitiva. No, Pasquale, tu l'hai sbagliato, tu come sei? Scemo. Tu come sei? Scemo. Sono mezzo vicino. Quello voleva dire... Non hai capito. Quello voleva dire, aspetti il ragazzo del bar, c'è Fiuto Ponte che c'aveva il primo pisco che ora disse e ha detto la ragazza, capisci? Ah, meno guaglione, roba! Mi fa piacere. Non ho fatto colazione stamattina. No. Vorrei un bel cappuccino e cornetto con una bella spremuta di cacacoppa. Niente più, Pasquale. No. Per caso volessi un bel calice di champagne? No, Antonio, sto digiuno per sta buccia al stomaco. Volessi un bicchiere di limoncello. Ci sta limoncello? Pascal, volessi una bella pizza margherita. Sì, ma senza formaggio. Pascal, ma tu non fai? Voglio rubare pizza, tenevo l'ospite a casa mia e non sapevo. Pasquale te l'ha detto già prima, ho fatto la stanza che dobbiamo affittare, la stanza è stata già affittata. Ah. Anzi, mo scengo vado da baccare. Vuoi comprare le sigarette? Pasquale, pure le sigarette no! Vado da baccare, compro un bel cartello, una bella silote, capito? Siloca. Una bella come si dice? Silota. Una bella silota e scrive a coppa sold out. Sono soldati. Hanno fatto la caserma qua. Sold out vuol dire venduto in latino. Venduto alla tina. Venduto a Velletri. Viene una casa a Velletri e mangia venuto. A casa non ci sta, a stanza non ci sta più. Sei scarrubato. Ma perché non mi volete? O forse qualcosa che non va? No. Pascal, tu non hai quasi niente che non va, ma purtroppo non possiamo ospitarti. E dai ragazzi, siamo un perfetto trio. Una bella comitiva. Ma che la dice a Tony questo fatto, ti voglio bene. Ma perché non siamo affiatati? Pasquale. Che sta la parola? Che sia parola che voleva la bocca a me invece ci dà bocca a te. Affiatata, affiatamente e tutte le cose che ci sono attorno. Perché quando uno deve vivere insieme, uno per esempio prima si incontra in mezzo alla strada, no? In mezzo alla vita. Si conosce, come sta, Sto buono, sto che casco tu scemi di metro. si scambiano i biglietti da visita, uno si conosce. Antonio, ma ti sei dimenticato che abbiamo fatto le scuole assieme? La seconda media fino alla terza media, non ci conosciamo. Tony, ma come può fare un sopportare che si ci corre in una classe? Siamo sempre la finestra aperta. I guaglioni che i compagni di mia scuola mi devono abbruchire non sì, no, quando leva a me si diceva areare il locale prima di soggiornare. Il mio Bayern per zanzara. Basta, musica, che sei roba mia ornamentale? Antonio, mi voglio vedere i Titanic. Ma quando ti dai i film su Evi, sempre film, e vieni a Pasqua, ti voglio dire a te, per vivere insieme, no? Uno per esempio prima si conosce, uno si conosce meglio. Ma scala di carattere, Ma fa coppie di canci, che ne i caratteri. Ci dobbiamo fidanzare in casa? Sì! Come sei tu? Scemo. Come sei tu? Sempre scemo. Mi sa di scienza. Uno per esempio prima si conosce, si salda questo rapporto e poi dopo diciamo nasce quell'affiatamento giusto per poter vivere insieme. Ma perché fra noi tre non c'è? No! È solo davanti a tutti. Basta! Ciao,
sono Pasquale Barozzi. Pasca, la prossima volta che viene il cangoppo, giura la bombola però. Pasca, che se quando parlo con te non lo capisci, mi sembra posseduto dal diavolo. Il diavolo abita a Caivano. Ti voglio bene, Pasca, mo ci lascia su qui. Perché chi sta dopo FSK? Io devo studiare per il concorso, ti voglio bene, mo ci lascia su. Perché non ho capito, puoi ripetere? Ho detto, chi sta dopo FSK? Io devo studiare per il concorso, ti voglio bene, lascia su. Pasca, secondo te i tempi possono fessi, veramente, diciamo? No. Lascia stare. Poi è possibile mai da uno, capatti, Pasca, uno all'età di 30 anni, quasi 31, si mette a studiare per fare un concorso. Bravo. Cosa stai studiando? Se mi sembrava che avevo trasitato l'America carabinieri, da fu carabinieri, ma che non sa venire. No. No! Allora non sta E studiando. guardo libri e commessi ancora vinci, noi, Ma come ti permetti di dire queste cose? Se tu l'ultima volta che sei stato con una femmina non mi resti stante, dicendo tu Pasca, ti voglio bene. Assata zitta, io e femmina ci sempre un figlio con me, a posto! Tony, tu non hai mai mangiato cucinato. Ti mangiate sempre un panino McDonald's, l'altra a nave! Ma perché ti chiamano a me? Per la volere mica poche, però che mannaggia la capra ciuccio. E basta poi! No. Basta lo dico io! Basta, lo dico io. Basta, lo dico Tu io. a dormire, perché a notte quando mi indoletta a castello e tu da vuoto, mi fai rogare male né male. E io mi rinisi che sta bella casarella! Pintate rosa. Ho pega Marta, la vorriata Gamma. mi rinisi che sta bella casarella per stare un poco in pace! Vai un bambusano, ci va a affittare a nicchia, ci va a affittarlo. Mi ero pigliato che sta bella casarella e tu ogni volta vieni sempre qua con donne diverse, il polacco, l'ucraina, la peruviana, la sudamericana, la filippina. Tony, ma che te che l'agenzia? Si vede che piace alle donne. Aspetta, se ti piacciono le donne. Basta, dobbiamo trovare una soluzione. Te ne hai? No, poi pare brutto e parla innanzi a gente, fare queste discussioni davanti alle persone. Convivenza, dobbiamo fare una convivenza. Amici. Allora, Pasquale se ne chiude ci si ma Marco. Assa fatico, si muove da nanzi via. A essi sì, ma a Puzzo no, però. Va a careare il locale prima di soggiornare. È vero, Vengo su. Se potremmo fare questo spaziale. Tony, fammi sentire una cosa, mo caccia a fare un poco spaziale, No. Allora te metti, Io mi metto a casa, mi faccio piccerino. Fai piccerino. Mi metto qua, metto a fare un po' di settimane enigmistica. Tu vuoi fare una sciarata con me? Come? Una sciarata, sì. Una sciarata. No, un rebus e impasto. Si tale quale chilo allora tu? Io mi metto qua, non ti credo. Tu devi studiare. Eh. Con i nidi punti insieme a me. No, non che un infermiere ci volesse mettere i punti, troppa lingua a te. Allora, ipotizziamo un posto di blocco. Ipotizziamo, Fermo una signora con la paletta. Mio marito così chiede perché la sabbia con dall'acqua. Acqua. La batticcia. Già. Signore, lei parlava al cellulare e sono 3 punti. Ah, e non indossava la cintura e sono 5 punti. Vostro marito non tiene bretella e scende alla macchina e se ne caro cazzo non è vero per insomma. Erizoma. Minizoma, mutante che vuoi filo. Con fila. Vabbè. Così. Signor, ma mi dispiace, non si può parlare. Lei parlava al cellulare e sono 3 punti. E poi non ne vai cintura e sono 5. Sono 5 e 3 ore. E 2 e 10 scopa, signore! Quanto Andiamoci, punti ne mazza fuori? Andiamoci, andiamo. Che c'è a fare? Te assettavo o te ne hai? Non me l'hai già studiato, basta non parli. No, mi metto qua, prima faccio fatto piccino, poi faccio Ma perché te vai giù una con la D? Vuoi fare una battezzata, insomma? L'indovinella. Vuoi fare una cornice concentrica? O facci in bene indovinella. Ma Posso fare indovinella? fammi l'indovinello. Allora, non è stonato, ma è musicale, si donina, non mi fa fuori spaziale, voto per... Ho capito tutto. Che? Piscalcoli, vedi? Allora, ipotizziamo un altro posto di blocco. posto di blocco. Ora pronobis, S. Se non te ne va a casa, andiamo in faccia. È possibile, ma uno smette a studiare, smette a fare pisci d'indolino. Tu fai pisci di dolietto. Non lo so, metti a fare il rosario, devi fare il rosario, l'orazione mattutina. Ma lieve amici! Cado con questa preparazione da sindaco americana, quindi va a fare un generale di corpo d'armata della Repubblica Italiana e fa presto che da la guaglione, mi devo finire di preparare. Ma quale voglio? Ma cavolo, tu ciò si dicendo a chi? L'annuncio, il giornale, dici Hai ragione. Piglio un giornale, prendilo. Un giornale, no, sto fatto. Piglio un giornale, quello degli annunci, qual è? E chi su qua? Allora sta scritto l'annuncio. Quello là cerchiato, vedi? Ma c'è già. Sta suonando il trombone.
Ci vedi Gallucci, questo occhio non ci spesse che è Santa Bella. Spesso che è bello. Da vicino a lei sono un poco presto. Potrà andare a pensione. Ti dissimo fare lei perché ci vedi a Manese. Ah, Tieni lei. sì. Vale, che sono silenzio? Scusa, non c'è delle lenti di carnevale. E uno cammini che lente di carnevale ti dà la sacca. Tu cammini con la maschera tutto l'anno. A modo tuo. Andate. Qual è l'annuncio? Non la cerchiamo. Cerchiato, sì. Ho 34 anni e sono felicemente coniugato, ma a causa notevoli dimensioni sono spesso rifiutato da mia moglie. Cerco coppie per essere loro intimo amico, non importa l'età. Ma chi stai facendo male, Vale? Scusa, Tony, t'ha già il giornale che tengo in tuo bagno. E tu dopo questo giornale di annunci sporcografici in tuo bagno? Quelli sono gli annunci personali. che- Sono l'annuncio non rubare il giudizio. Beh, ognuno O deve- giornale buono è chi su capo, o fiera città, la frola già cattata, fiera città. Allora sto l'annuncio. Fino all'oro. Co. Andiamo giù, andiamo. Aspetta, non ci vedo perché... Ancora? Sono un poco lesbica a questa Lesbico? Affittasi. Ho Fittasi. letto bene, affittasi. Fittasi bene. Affittasi camera lussuosamente arredata. Luminosissima. Sembra la luce. Convivenza con 2 studenti agiati universitari. Terrazzatissima, doppi servizi. Mi piace, è assassino. Vale, scusa così tanto per una curiosità, qual è la stanza che devi affittare? Quella dove sta tuo fratello, poi se ne chiude più da fuori su? Sì. Tu mi pare che stai affittando una reggia casetta a Carolina e Monica che è venuta a Napoli. Vieni a bere, vieni. Animale, se mette qualche bugia per invogliare il cliente. Ma no? non devi che quale cliente? Perché devi sa bancarella, devi sa vendere 8 euro. Vieni a bere la stanza, vieni. Quella è una stanza piccola, vedi? È una cella, è una stanza angusta. Tony, ma se cosa ne è così? Perché non ci andiamo a casa per noi? È una stanza così piccerella che io quando mangiavo un campo a Poletti tengo un bel intero per fuori la porta scritto del pianto della pattura. Correggi questa annuncia. I bracciaienti a sta casa, bracciaienti. Ah, fa una cosa, te ne hai nel tragitto che te ne vai, vai alla mia porta, va bene, e vado a finire di sistemare il cartone che fatto la fa la letto, Avanti. È permesso? Avanti. Buongiorno. Buongiorno. Piacere, io sono Amanda, la ragazza che ha risposto all'annuncio. Ma quale annuncio? Ho capito, tu sei l'angelo che mi ha portato l'annunciazione. Ma quale angelo, quale annunciazione? Ho chiamato stamattina, ti ricordi? Aspetta, guarda. Fittasi camera lussuosamente arredata, Sì, eccetera, ma questi eccetera. giornali ce l'abbiamo pure noi. Che schifo! Scusa, questo è il giornale di Antonio. Ma vieni, accomodati. Fai come se fossi a casa tua. Grazie, credo che lo diventerà molto presto. Speriamo. Ma che stanno i cicali in questa casa? Signore, scamazzato qua ciuttino. Ma che buono! Capo! Allora parcheggiamo Mercedes. Strum, vieni. Che bel buono, come abitiamo sempre. Chi è questa E ragazza? Amanda, la ragazza in annuncio, parlaci tu, ma. Perché mozzo? Parlaci tu. Amanda? Sì? Amanno patate che? Oh! Amanda, non ho parole. Si è seccata in canto. Piacere. Piacere, ma sei una giraffa. Piacere, Antonio Torsi, aspirante. Vuoi fare l'idraulico? Aspirante. Ma Aspirante? aspirante? Nel senso che a me aspira e basta. Poi si vede una fatica bene, si Bene. aspira. E questa camera lussuosamente arredata perché non me la fai vedere? Tesoro, ti faccio vedere tutto quello che vuoi. Basta la parola. La No, stanza. la stanza, ti faccio vedere la stanza e il resto della casa, naturalmente. Avviati, vai, avviati. Di là? Sì, nell'ala ovest del nostro la palazzo Reggio Casale. reale. Vai, amore, vai, avviati. Ma il suo bella. È uno zucchero questa ragazza. Zucchero questa proprio. ragazza. Ragazzi, scusate, ma quella ne è una. È una delle tante. Più avanti, c'è la sorpresa. Vai, vai. vai, c'è la fontana. Ma no. Mariscià! Tu Mariscià, a rapito sono amiche. Ah, già dici sì, Scusi, ti chiami Mariscià? Mariscià, riposo soldato, è finita la guerra. Maresciallo, vado un attimo in missione segreta con il soldato Jane. Missione delicatissima, se per caso non ci vedi ritornare per 3-4 ore. Chiama chi l'ha visto. No, prepara un bello zabaglione, chini zucchero, viaggia a Luoca là.
Amanta, sto venendo, Amanta! Amanta! Ah, stai pensando, sai che risi se le nostre due fidanzate venissero a sapere che in casa con noi vive quella ragazza? Noi stessimo proprio guaiati. La chiamiamo subito. Te lo tempo telefono studiato, pare che t'erano telefonine. E qua mi conviene scendere giù, cercare di tamponare. Ehi, ma come hai detto che ti chiami? Valerio. Valerio, ma lo sai che è proprio carina? Ah, sì. Molto. Ma la mano piccinella, ma la pesante, però. Mi ha fatto un male pazzesco, mi ha fatto male. Ha fatto bene, te lo meritavo, gran gallo. Troppo scassa questa ragazza. Avete finito, Grangalli? No. Dicevo che la stanza è molto carina, è un ambiente così kitsch, naif, con quella punta di Se ci trash. mettono proprio alzati, viene un cocktail buonissimo, sai? Tutto cosa, mo. Allora siamo d'accordo, D'accordo. la stanza è mia. Sì, d'accordissimo. Ma... Ma tu, Grangallo, forse non sei d'accordo? D'accordissimo. Ora però scusatemi, mi congedo da voi. Su congelato nu. E che lei piace la casa del pesce, si congeda, hai capito? Come verità? No, è italiano, se ne va. E dice così. Che lei italiana e si concede, si concede. Ragazzi, scusate, vado a farmi soltanto una doccia, perché sono tutta sudata e ho proprio bisogno di rinfrescarmi. Scusa, me la passi la valigia per favore? Ti serve una mano? Magari un vino. Ma che No, dite? quello voleva dire serve una mano per aprire l'acqua, una mano per l'asciugamano, uno per i bassi, uno per lo shampoo, uno per l'acqua. Tony, ma che sia un burro, quanta malattia? Comunque grazie, non mi serve una mano, mi serve solo la valigia, me la passi per favore? Già la valigia. Grazie. La valigia di Barbie. La valigia rosa. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Madonna. Non ci serve una mano. Che peccato. Che peccato. Non è me che lei è troppo bella. Quello con la donna è bellissima. E ma come gli posso dire? Che lei ha Champions League Griffin. E mo viene a vivere qua? Sì, quello mo viene a vivere qua, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Faccio un attimo un conto perché non mi conto, trovo. va. 1 più 1 più 1 fanno 3. 3 meno 2. Vale, per un momento che tu mi hai. Ma ne va, ti a dove? Ma come tu sei sempre dici, ma me ne va. Ma non c'hai, ma che la valigia da porta, ma la finestra, ma me ne va che adesso che dovessi lasciare campo libero, adesso che dovessi dare una mano ad un amico, insisti, all'ordine ragazzi! Quella è un'occasione che capita una volta nella vita, è un'occasione che capita ma mezza volta nella vita, quella donna ha delle curve nei poster e femmine non manchi i poster. E chi sarà questo? Si è fatto pure orari pranzo. Quanto mangiamo? E pensi se buon mangiare? No, io non penso a mangiare, perché mi sono innamorato. Quando uno si innamora ci passa la fama. Non dare a gente, ti raccontassi il fatto che mi sono innamorato. Vieni, piano piano, guarda. Giusto, non me la proprio. No, ti vedo un signore sposo. Vai. Quando uno si innamora, no? Vai. Quando uno si innamora, Sì. diciamo, ti passa l'appetito, no? Che tu devi... Ero muoio. No, ti passa l'appetito. Perché tu devi sapere che esiste una parte nel corpo, qua, c'è una parte del corpo, qua che vedi, Vedi una vavera. creava Come si chiama? Vavera. la pappagoci, il doppio manto. Ah, il doppio mano. E la Guinness. Questo sotto la vapore, capito? Vedi una panza. Fra la panza e la vapore, capito? Tony, vedi tutta una panza. Tu non lo sai, ma qua c'è un posto del corpo, si chiama Sofrato? esofago. Esofago. Quando uno diciamo sei innamorato, diciamo tu mangi gnut. Ma che stai regnando un buco? Gnut. Si strozza. Tony, stai dicendo un sacco di strozzate, ti voglio bene. Si strozza qua, si ferma e ti passa l'appetito. A così mi sembra, sono innamorato e mi è passata la fame. Tony, ma rimane una curiosità, ma è la prima volta che ti innamori? Sì. E sapete? Guarda, Ma stiamo tutti quanti ma che ne preso. sacci, io che so a che ora mangiamo, ma per domenica è venuto che non ci si viene a fare. Pasquale Barozzi è tornato alla diossina. Pasquale Arrosta, dove sta Pasquale? Ciao ragazzi, Buonasera. sono venuto con una sorpresa. Mettono un coppo tavolino che in questo momento ti rimaga. Oggi mangeremo tutto assieme, tutta la comitiva. Non mi dici che hai invitato tutti i compagni tuoi, pure chi le farò bar. Per la vostra gioia ho invitato solo 2 persone. Meno male, non mangiare basta. Le vostre 2 ragazze. E tu proprio mori la fama venire. Perché è successo qualcosa? C'è sta che... Henry, Questa volta, poi... Che lei parla sempre a schiovere, che
che la chi, come sei tu? Scemo. Come sei tu? Scemo. Ci sta quella, quando levati ci sta quella finestra rotta nel bagno. La finestra rotta perché finestra figlio del portiere, Cenzi di Lugo cornuto. ha tirato una cagliosa con super addosso, no? Sì. Sfornato si è seccato il primo. Sì, no? si Si è fatto un pertugio nel vetro. E pertugio. allora è un pertuso. Entra diciamo una ferettina, una ferettina. Prippio banale. O viene. Oh, vieni! Entra il vento e tu per le ragazze possono andare là e già posso prendere un raffreddore. Mettiamo ipotesi che tu vai nella toilette. Io vado nel letto. Pasca in doces. Grazie. Oh, vai nel bagno, c'è la finestra rotta, puoi prendere una febbre, un raffreddore, una bronchite, una polmonite, un coma farmacologico, puoi morire! Tony, ma non faccio cesso rosso, con popolo nord! Ah, sono loro, stanno parcheggiando una macchina. Si trova mai parcheggi dal suo paese, sarà Michele Guerra che abbassa se questo. Ma come si fa? Raspetti questa musica che ci prende l'anima al festival. Sono arrivato Paolo e Chiara. No, sono arrivati due scemi! Amore! Amore mio. Ma che trascolione! Amore, amore mio, passerotto, bambolotta, naso, nus, appucuttuta. Vieni qua, siediti qua, vieni qua. Accicciacqua. Insomma, questo sto dire nucchio. Che cos'è, amore? Perché c'è sempre questo musso sotto? Come te non musso sotto? Creali e mutati, che si perde, non mussa sotto. Mamma fa! Uffa, non mi pensi mai. Non è no? vero, amore, ti penso Sì. sempre. Ah, oggi è domenica, potevamo organizzare un bel picnic. E invece siamo costretti a stare chiusi qua, dentro a questo buco. Amore, non è possibile fare il picciolino. Ma perché? È perché io c'ho da fare, pure Valerio sta studiando. Stava studiando. Vabbè, che resta cosa? Tony, che lei è una creatura? E mi è trindo box se è una creatura. Scusa, fa capire la mia savi. È una creatura. Yeah. E lo sai, poi a me mi piace di cucinare. A te che ti piace di mangiare? La mulignana parmigiana, le puparole imbottonate, il salto di riso. Le polpette mi Ti piacciono. piacciono le polpette con parmigiano e la mozzarella. E poi io che faccio? Ci cucino e buttiamo piccinicci. Non morse polpette, noi non morse polpette sopporti nei formicoli, è giusto questo? Cucini per formicoli, Ragazze, lo sapete, in questa casa c'è una novità. E che novità? Abbiamo le tende nuove. Le tende. Ma questa casa non ha le tende. Ma quale tende? C'è un nuovo componente per la nostra comitiva. Ma da voto fa tra comitiva, no? E chi sarebbe? È una bellissima ragazza Sei sciccicato via e poi? che sta di là in accappatoio. Oh, le muzzicoi! Morzicalo! Ma che è la Vespa? Ma che dici? Vieni qua. Io sapevo la ragazza nella casa con l'accappatoio. Ha già visto chi stiamo? A Vicenza, ecco qua. Che stamattina mi chiamata a Vicenza l'idraulico. Perché stamattina mi sono svegliato. Io- Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Pasca! Per la festa ieri sera. Mi sembra la canzone. Stamattina mi sono svegliato. Io ho trovato l'invasore. Ah, ma Tony faccio la canzone! Stamattina sono destra, va bene? Si destra, Sì, sinistra. Mi sono sciatato, va buono. andiamo. E ho trovato un guasto. Si era fulminata la lampadina. No, si era fulminato il rubinetto. Si era staccato il filo, non scaldabagno, faccio mura. Essere caduto, Se è assa caduto. fatto. Allora io ci ho pigliato il cellulare. Ha detto, pronti, Vicenza l'idraulica, sì, ti parla. Sottonino scema. Sottonino, no, sto con la Vespa. Ci ti vedi con la Vespa, spazio. Tanto ci metti da stanza lì. E ci ti vedi, allora è venuto a un gioco rubinetto. Poiché lui ha i tante, no? Hai tanta ammazzata, se non ti ci lavano la bocca! Te ne capelli lunghi. O cocherno. Le viste, diciamo, contro mano di tuo bagno. Ti è venuto buono che mi fa fa la la lettera. Le viste contro luce e un bel guaglione e te sembra di vedere una ragazza. Invece è l'idraulica. Io non ho capito, Antonio. Questo in casa nostra gira con l'accappatoio, gira. Vabbè, per stare più comodo, per stare a suo agio, no? Ragazzi, ma per caso ci nascondete qualcosa? Parlate. E va bene, parliamo. Va bene. Mi confesso, va bene? Lo confesso. Dimmi tutti i tuoi peccati, fratello. Ma che è venuto da te pisci? Scusa, tu ti mangi, fatti pigliare la mano. E tu chi ti va a fare? Confesso io, va bene? Confesso tu, Stavamo in difficoltà economica. Abbiamo messo un annuncio sul giornale, ha già cattato da Frolo fino a città. Venuto la voglio una Co! e poi Si la sente da mano culo.
È venuta una ragazza, si è affittata la stanza e mo si sta facendo la doccia. Va buono? Ah, Tipo io non poteva venire Pasquale. Ma come dici tu con Pasquale? Ma la mia c'è Pasquale. Ma mamma viene a vivere qua, viene a vivere. Solo per poco, amore mio. Già avevamo deciso con Valerio che la volevamo cacciare. Già dici la verità. A me non mi piace proprio, ma ragazzi non mi dice niente. Ma com'è questa ragazza? È più bella di noi. No, amore, nessuno è più bella di te. Vieni qua, facciamo un naso. E poi devo dire la verità, ma guardandola bene che me la ricordo, questa ragazza è brutta, no? È scartellata. È gobba, cammina così come i dinosauri. E tiene una coppa sul naso. Povera luce storto, il labbro leporino, te una coscia di gnamma che la te zoppa. E non paga bruttini, mi gira mettere una cartoferia. Ragazzi, Magari è grande fratello. scusate, mi dimenticato la borsa. E non nasci da buttare lui, la cosa non sta, questa cosa mi raccomando. Non ti preoccupare, faccio io. Miracolo, è guarito. Ma chi sono queste due ragazze? Lei è Claudia, la mia ragazza. Invece quella è Michela, la ragazza di Antonio. È una cosa così senza impegno, eh? Viene sempre che la coppa è un dormiente, ha chiamato anche strano amore, è un dormiente. Piacere a tutte e due. Io sono Amanda. Ora scusatemi che vado di là perché stavo per fare la doccia. Ci vediamo dopo. Prendi la borsa. Ciao tesorini. La con coppa al Era brutta, Era gamba, era. E tu poi come la secondavi? La gamba di legno. Uè, quanto è frutata lei? Voi siete due disgraziati. Ah, siete disgraziati e pervertiti. Pervertiti sta mia casa con platinetti, che ne voglio? No, quella se ne devi andare da questa casa. Se ne devi andare immediatamente. Amore, ma perché sei sempre così stuzzosa? Ti viene un crescenziello. No. Uno scippacentrina, non fare come quello che cai male. Vieni qua. No, non voglio fare pace con te. Facciamo pace. No, se ne deve prima andare. Se ne va, ma non adesso. Falla fa prima la doccia. Dopo la doccia se ne va però questo. Si può asciuttare i capelli. Sì, ma deve sbrigarsi. No, non se ne può asciugare. Se la fosse, Se la fosse, se la crudite. Amore, veramente, già te l'ho detto, è una ragazza che a me come gusto maschile, mascolino di uomo maschile, no? Non mi piace proprio, mi è indifferente. È una donna a mocca, non mi dice niente. Se fosse l'ultima donna sulla faccia della terra, non lo toccherei neanche con un bastone lungo così. Ragazzi, correte! Ho il sapore in testa e negli occhi, non è sciacqua calda! Ma sei nuda? Sotto la doccia, volete stare? E subito, torniamo, missione! Tony, ma stai passando un po' buono. Io volevo solo accucciare un binetto! Ora sono stacca, avanti, bravo. Si stacca il cartilaggino! Per l'elefante, tutti Si messi con stacca la l'elefante. vecchia! Oggi fatto proprio una bella comitiva, mannaggia caproccio. Ricordi, c'era stato un invito. Stasera si va tutti a casa mia. Ecco il gusto musicale moderno, che si pare a fianco. E di me si sente ancora peppino di capi. Chi non manca più la gente capi, sto sente, no? E noi andiamo per forza. Proviamo a finire a capo su questo. Pronto, ciao Mario. Ma che mi fate? Non ci capite? Fate che sta selezione musicale. Devi cambiare subito. Metti cola di bar. Metti cola di bar, può essere che mi piace più assai. Forse sarà sto cielo di Nissim, Maria Maria. Forse sarà la doccia così bella, Maria Maria. Forse è l'amore. Osce, è arrivato Sergio Bruno che busta la spesa a mano. Tony, il Festival di Napoli è fondato 30 anni fa. Io sono Sergio Bruno e tu questo fazzoletto in capo chi si suo germano che le ricette. Io sono solo un poverello che entra a casa, lava, stira e fa servizio. E tutto questo per una ragazza che da un mese ti ha sconvolta la vita. Ce l'ha sconvolta e poi questa ragazza è stata una ventata di primavera in questa casa desolata, in questo deserto dei tartari. Pirandello, vino buono che questo deserto dei tartari avrà fatto che qualcosa in capo perché tu non hai ragione più. Oh, e va bene l'andesine della miravanza.
che questa situazione ti conviene pure a te. Mi conviene a me. Ah. Che lo fa padrone dentro la casa mi conviene a me. O va bene fa padrone, però che la volta che hai tornato. La guerra. Che la volta che hai tornato ti verrete, no? Perché io quando torno guardo, no? Guardo. Ti verrete, eri in sempre la porta. Da singramo. Steven Goppolietto, tu essi spiaccicato sopra il letto. Oh, mamma mia. Goppolietto e tu che ancora l'occhio, ancora la coscia. Te come. Giurista la porta, da non era la padrona, no? Poi ce ne stiamo parlando di cose importanti. Sul letto? Sul letto. Tu e lei da soli? Io e lei da solo. Ma fa un po' piacere, perlomeno quando mi giuri da stanza questa racconta i barzellette. Tony, e tu solo che si può fare? Ci può contare barzellette. Vuoi vedere che la già accattata ci fa la spesa per fare la festa? No, Vuoi abbiamo fatto vedere? spesa grande. Vieni a casa, io ti ho comprato tutto. Ha già accattato un bello barattolo di Nutella grande, E che ci ho mangiato? Che la cucciamo? da 5 kg, perché ve ne parecchia gente. Poi ho comprato pure, come si chiamano? I giroti. E i giroti. E che fanno sti A giroti? Caivano e Calloni le verre a Pasquarolo. I giroti, poi viene pure chi le fa il carretto passava e quell'uomo gridava i giroti. I gelati, Gelati. Tony, i gelati. Il cornetto argida, Argida. il cuore di palma. Di palma. Però poi ci ha accattato che i biscotti color legna. Un perno tavolino. No, che i biscotti cari cimbe tu un furno che... Un furno? Musce, lo tiro tutto che tu, se lo tiri fuori che musce. Tony, è plasmo. E Plasmon, che ci piace Amanda, Plasmon. Tiro là che la cosa non ti alla bocca. Poi mi ci ha voglio- accattato perché serve sempre, diciamo, nella casa la papiera igienica. Ho comprato queste 10 piani di morbidezza. Tony, che per te ci vuole grattacielo. Però per c'è una cosa un poco delicata, vieni qua, ti do una cosa nell'orecchia. Tu mi stai mettendo la lente da orecchia. C'è un zeppe. Ti devo dire una cosa, Amanda venettone vicino a me, no? Vicino a te. Certo, Tony, ti tenga la pelle un poco delicata, come se fosse la pelle del culetto di un bambino, capito? Perché la faccia tu. E allora ci ha già accattato crema fissan, polvere fissan, salviettine fissan. Tony, tu ti stai fissando con la stavaglione. Poi la cosa più importante che ho comprato, tu quando eri piccirillo, ti hai mai mangiato la pasta con bucaccellaini? Io mi mangiavo la pasta con bucaccellaini e te ne vado agli humus. Che di bucaccellaini ci sta tutte cose, ci sta carne, a coniglio, a cavallo, a macerta, Tutte alla cose mano, da un bucaccello. a stambecca, a cervo, Tony, che le so gli omogeneizzati. romogenezzato. Omogeneizzati. Ci ha cantato una bella confezione ex large di omogenizzata alla carne di cavallo equinozio, si chiama. E che te ne ma la creatura, no? Oh, tu come hai attaccato tutta la roba in offerta, l'omogenizzassi la 3 per per sparagnare già accattato. Ma siete d'accordo? Perché non mi sente pure? Ah sì. Fammi sentire una cosa, delinquente. Allora se tu ricevi offerta, le tire per gatti, che fai? Ci va a cattare. E certamente, E perché? mettiamo ipotesi, no? Mettiamo ipotesi. Udire un gatto tu. Ne è venuto da te. Mettiamo ipotesi che fra un anno, Fra un una anno. tua ragazza passando fuori al bar di una della Sannitica trova un gattino piccolino. Farò bar. E allora la uccidere la rocca a Salomeria. Porta questo gattino e te lo porta. Tu fra un anno tieni già la lettiera nella casa, ti ritornerà utile. Non ti posso dire niente, il ragionamento filo. O figlio e figlio. Solo macera per la E se tua. la girava lì però figlio la girava. Chi è? Chi è? Tras, Ferdinando, tras. Ciao, Annamale hai portato una posta. Grazie, quando ne vai giù la porta? Buongiorno, Annamale ho portato la posta. Ho capito, quando ne vai giù la porta? Buongiorno, Annamale ho Portata portato la posta, hai già capito, ma mi stai guardando, che fai trovando? La mancia? E non ci sta un euro. No, mica la mancia. Io sono un bottiere serio. Guarda porta da generazioni. Guarda la posta. Ma perché che sai? Mica ti sarei permesso di leggere la nostra corrispondenza. No, per amor di Dio. Io non mi permetterei mai. Sono solo un po' curioso. Guarda la posta. Stampe, cade di Sant'Antonio, posta al mare, Anorà, Fiorilandò. Ferdinando, ma che mi hai portato? La posta è tutto palazzo. Fa una cosa, leggi quella busta bianca con la scritta rossa Telecom. Telecom, e che è? La Telecom, una volta era la SIP. Telecom, la società di telefono. La Telecom, la Telecom. 2500 euro. O Sacci è stata amanda. Quello è un centralino, una cooperativa, un sottoappalto della società di telefono. Io già te l'ho dicetti ieri, quello se ne deve andare. Tutti i palazzi si lamentano.
Valerio! Buongiorno. Valerio, aspetta, sta Sbagli della porta, sbagli della porta. Puoi sparare anche un po' a scena allora. Valerio, Valeriuccio, come si fanno le mulignane? Come si tagliano le mulignane in orizzontale e verticale? Perché a Marta ci piace assai, ci facciamo un piatto francese, un tianiello, mezzo c'è un tianiello. Che le pensi di Murignano? Mi da facessi sotto a moccia a Murignano. Che le pensi di Fuggi, di Tuzza, o di Anier, mi tocci cassasse in capo di Anier. Vabbè, vale, tutto questo bordello dice la gente che non ti piace le mulignane. Posso fare i peperoni, ma si mettono un po' postosi in più, ma no. E poi sono pesanti, si mettono qua, vedi, fanno come l'ascensore, si chiama tetto. Questo amore che sale scende come l'ascensore, tutto piano l'ascensore. Tony, Pizza se no. leggi la bolletta. Perché tu non sai leggere? Questa è la bolletta del telefono. Io me ne io in sta casa, io me ne io presso a te. E non se ne dai a sta casa, se ne dai. Oggi capite, Ferdinando, non ci sta bisogno di mettere un papà, lo tengo già sotto letto. E poi se ne vuole andare per un piatto di melanzana, non c'è proporzione. Leggi sta bolletta, Tony. Perché ha già leggere la bolletta? Non sai leggere? Voglio manziare da tutte, leggi la bolletta. Ho capito, arriva la bolletta, arriva da assai da terziamo. Terziamo a Terziamo la mangiare. bolletta e Se fa. lo andiamo monetina. Perché ha già ratto miliardario. Andiamo insieme. Allora, terziamo. Terziamo. Zero. Zero che fa? Zero mica è un numero. Come dice la canzone? Troppe volte zero, baby. Non può dire un numero. Mamma. Zero. Zero e sei. X, abbiamo fatto pareggio. Gli ha dato la bolletta, sai? Allora, che tu stai là? Andiamoci. 5. E 5 che fa? A mano. 4 porco nello scemo fa 23. Mamma Tonino. 2, 52. E 52 euro non è nemmeno il cannone della Telecom, no? Tony, leggi tutto al contrario. Lo sai che cosa? Lo sai anche qua, la bolletta. 2500 euro! 2500 euro! Tony, 2500 euro telefono che sono? tu leggi 2500 euro come se fossero 2500 lì. E allora come già fa? Ma pigliamo fino al telefono, stacca, facciamo! Voglio sapere chi è stato a fare tutte queste telefonate. Che cos'è? Un quiz, signor Marco Buongiorno, devo mettere la cuffia, Ah, mi piace dei quiz. Voglio indovinare pure io. Ma scendiamo? Ma picci sana, vai a pascolare di là, pecora, vai a pascolare di là. Che è? Non sai chi è stato, no? Se tu sai chi è stato a fare tutte queste telefonate, parla, habla. È stata matta. Ah, ok, una matta. Con chi loro dilli, ci ho spazzasse chi loro dilli. Quando fa ragazzo con quell'aria angelica. Ah, allora è telefonato. Non l'ha fatta Manda, l'ha fatta Angelica. Con l'aria angelica con naturalezza, quando dici ragazzi, la posso fare una telefonata? E vabbè, vuol dire che domani ci richiama a 7 accorti, telefoni più pochi, arriva la bolletta può passare. No, Tony, ti sei accorto tu, perché da domani qua non chiami più nessuno. Tony. Che è Tony? Che è sta conferenza? Devi chiamare con il signore, con il Don. Oh no, Tony. Ha spiegata la messa? Questa povera sventurato, questo povero uomo ha Questo povero ragione. sventrato. Da quando quella ragazza è nel palazzo, gli inquilini si lamentano. Cacilletta, si lamenta. Oh, si lamentano, gridano. Gridano. Per la musica a alto volume, i festini, drogapatti, bottiglie di birra per le scale, i topi nello scandinato, i gatti sui tetti. Ferdinand, che è una magliona, papà magliona che sono divertiti, pare che stai scrivendo l'Apocalisse di Giovanni. E che fa? Fa qualche festicciola e finalmente la casa è piena di gente che sale, che scende. Tutte le giorni. Che lei si vuole divertire? Che è sardonoso. Mo mi sto incominciando ad intristire però. E allora? E allora vuol dire che ci troviamo a da domani fai una festa un giorno sì, un giorno no. Lunedì, mercoledì, venerdì, lunedì, mercoledì. Chi stai pazzi? La gente del palazzo che dirà? È vero, la gente che dirà? Ma come non importa a me la gente? Il problema in questa conversazione è che i portieri sono sempre pettegoli, sono una categoria da abolire. Quella è una missione. E baffa portieri in Africa. Oh, in Africa non ci stanno i E palazzi. baffa portieri in un condominio di capanne, di kibbutz, vabbè, il Pitonville. Ma che sono i kibbutz? I kibbutz sono, facciamo che mettiamo ipotesi, no? Che tu vai a posto fuori a una capanna, no? Con questa faccia carismatica, chiaro. Questa faccia carismatica, tu bus, chi lo unire fa kibbutz e chi la Ah, è facile. No, fratello, mo te ne hai io. Non vedi che ti stai sfottendo? Mi tengo una guardiola solo. te lo palazzo reale ci guardi. Come ne vado? Va a te. Ah! Anima, Che ne? non devi dire 500 pensieri e tu pensi all'Africa e capanne, che buzzi. Ma ti avessi fatto le
elettroshock, ma. Non ti preoccupare, per quanto riguarda la bolletta, la facciamo rateizzare. E come facciamo? Non tutti più soldi, come fa? Facciamo come tu fai, un euro mese. E sto 2.500 sto 200 anni. Io non ti abbandonarsi ci sta per papà, non ti preoccupare. Ma me la già perché io già finito di cucinare. E capite perché devo andare a fare questo piatto francese, si chiama la ratatouille. È un piatto francese piace amante, eh? Si maledetto quest'amore che sale scende l'ascensore. Ah, ho fatto mai concerto! Ma come si fa, Scivazzi, per la femmina così? Se la fa! Chi è? Sono Pasquale Barozzi. È tornato da Napoli, il vento che uccide. E non ci stanno più quelle ragazze, l'hanno carcerato. Oggi sta un buonasera, stanno le suore, che hanno fatto i conti non guardare più a nessuno e non parlare più a nessuno. Non ci casco più a questo spezio, apri, ma anche capire che hai portato la porta al terra, mannaggia la cavolo giù. Lascia la grazia, a me sta che ci capisci, andiamo. Ma perché siete così ostinati con me? Io voglio fare solo gruppo e comitiva con voi. Pasquale, siamo tre noi e non ci troviamo a fare come dico con noi. Sono venuto a parlarvi di un'idea, la stanza non mi interessa più. Assa fatica. Ha trovato una nuova sistemazione. L'ho trovata, ma è sempre qui. Come? Io dormo qua. Ah, dove? Qua. Mezzo salone. Sì, mi metto qua con il materassino, il pigiama, le pantofole, il comodino, le medicine, le soppostine. E quando mi sveglio la mattina devo mangiare la zuppa di latte. Vi do fastidio. No, a via da casa nostra, ma grande te. Pasquale, mettete a capo perché questa cosa non è proprio possibile. Come non è proprio possibile? Già ci ho comprato il materassino, ma a fianco sta pure con fianco. E dice alla mano che non perdesse usciati o tempo perché questa cosa non è proprio possibile. E permesso? Ecco fatto. L'ho gonfiato tutto e senza pompa. Ma non mi dispiace, la pompa non serve più. Si è sciolto di nuovo la comitiva. E adesso che te ne fai di questo? Vado a dormire sotto a qualche chiesa, che devo fare? Ma che hanno fatto che il materasso sta facendo proprio la stagione, ti devi fumare, là, vi lascio poco. E ne dei pazzi Pasquale, vuole mettere cadì. E mica la gonfiatessi, che non sa mai scoppio, facciamo la tuba tossica e Chernobyl, la diossina, Ah, gonfiate Maria. Ah! E non ti preoccupare Pasquale, puoi venire a stare da me. Bravo! Tu che si fai una comitiva molto unita, fate un barco su tutte e due, dico. E fino buono, capisci, ti farò mi manco coppa materassino, che dolette questo. Veramente? Certo. Allora mi trasferisco subito, mannaggia la cavolo giù. Guarda, perché la palla in pazza! Mario, vieni a casa, ti devo dire una cosa da fratello. Da fratello. Stanotte dormi con le finestre aperte. Ma come faccio? Adesso fa freddo. E allora accanto una mascherina per l'alito, so che stanotte tu farò mi proprio. Ma altrimenti? Se no, tu dormi nel tuo letto e tu vai a dormire da parte. Ma come faccio? È una stanza sola. E allora vattene a dormire a bacio palazzo. Ah, ho capito. Vado a comprare un buon collutore. Ci è stata ambiggione candeggina. E sono dalla da caserma. Aspetta, stavo per portarti la collezione a letto. Quanto è bellino. No, stamattina prendo solo un caffè. Ma metti c'è dolcificante però. Ci volesse l'acido muriatico. Cosa hai detto? No, ho detto ci vorrebbe l'acido muriatico per il gabinetto. Ah. È tutto incrostato, quasi le cose non le faccio io. Bravo, falle. Sono troppo stanca. Anche stanotte come al solito si è fatto tardi. Si sono fatte le 3, sai? Per festeggiare il compleanno di... Il compleanno di Tommaso, amore mio. Ecco il caffè, bollente e dolce come piace a te. Posso impassuto? Tommaso, è vero, Tommaso. Ma chi è Tommaso? Tommaso Casino, senatore, la bicicletta. Non me lo ricordo, sai? No. Perché voi siete troppo disponibili, c'è tanta gente che viene in questa casa. Forse da oggi non lo saremo più. In che senso? No, voleva dire che oggi saremo più disponibili di prima. Ti facciamo fare 2 feste al giorno. Wow! Ma allora organizzo da subito. Scusate ragazzi, vado a fare una telefonatina. Sali, strezzato, una signorita! Che l'ha fatto da telefonata? Ma quella telefonata, devi chiamare a Napoli, trattami giù. Hola Giulia! Soy Amanda. Come stai? Ha chiamato a Spagna. La spazza per nisciunare. Yes. Ok. Ha chiamato in Inghilterra. Of course. Ha chiamato un po' così, vero? No, è che sono solo un po' stanca, sai, anche stanotte come al solito si è fatto tardi. Stasera? Certo, stasera si festeggia un mese che sto nella nuova casa.
Allora hai deciso, fa un giro di SMS e stasera tutti a casa mia. E da cosa sono? A ricattò. E ricattò. Stasera in da festa c'è quello piatto di ricaduto. Allargata, azzeccata, pallecchiai. Sayonara. Ma che modo Giappone? Ma che chiamo tutto il mondo? Ma fatica a salone, sto vaglione. Chiamo tutto, ma mo perché mo ci spiego, va? Amanda, una pregunta. Dígame. Ci parla pure spagnolo, no? Una pregunta. Ma è italiana questa ragazza a cui hai telefonato? No, è polacca. Ha chiamato in Bologna. E a rosti casa? A Forcella. Ha chiamato a Fucelle, hai visto? È urbano, tutt'uno, tutto in uno. Tutto uno sta facendo il nome di questo, tutto uno. Comunque è tutto a posto. Ho comprato tutto per la spesa, non ti preoccupare, vatti a fare un po' di toilette Va che... bene, ci vediamo dopo. Sono stanco proprio. Perché non mi hai fatto parlare? Perché non mi hai fatto parlare? Ha avuto su cui nella festa che la povera anima è prima. E casa fa una festa tutte le ore. E vabbè, che fa? Vuol dire che domani me la picchi, no? In disparta, metti in dalla mano, No, ti preso la festa. La picchi preso la festa. Papà, spiega a pensa a te. La picchi e ci dico che la pose omma, no? Che fosse con l'uomo tu? Ci siamo due. Dica, senti, amo. Ah, perché te mi sa fa amore? Ama. Amo. Perché senti, ama, perché ama. Tony, mannanza, ma che sei grippato disco? Ci dico, senti, ama. Ho detto tutto. Tony, che nei mesi che ho detto tutto e dici mai niente. Vabbè, non ti preoccupare, si acconci tutte cose, non discutiamo sempre. Ma perché state litigando? No, mica stiamo litigando, stavo dicendo a Valeria che ero contento, pure a Valeria ci fanno un sacco di piacere quando fai Pensi, festa. ma come te si prende la culturale? Allora siamo d'accordo, ci dobbiamo solo organizzare. Dobbiamo comprare salatini, patatine, tartine e le mozzarelle. Tutto piccerello, se mangi questo. E che se andava alla scuola del canto e puffo. La pallina in bocca ti metti da pippa. Ho comprato tutto, ho comprato salatini, patatine, mozzarelline, stecchini, carpanino. Vabbè. E poi ho comprato anche una bella bottiglia di champagne. Di champagne? No, di champagne fettate. Ma chi è sto giornale? Bella bottiglia di champagne fanfan. La fondana, ha cattato l'acqua alla fondana. Lo champagne Ferrari. Oh. Bravo, ti meriti un bel bacio. Mua! Ma vasate! No, da strunziato. Animale. Sei solo litigioso, sei. Animale, tu accatti una bottiglia di champagne Ferrari. Noi stiamo a dire, tu come minimo ne hai pagato 40 euro. No, l'hanno già pagato più assai, anche la bolletta qua. Che una bolletta? L'ha già accattata a Siso, mega mercato a Don Pasquale e Carastoso, 50 euro pure a questo. 50 euro, che era l'ultimo sembra rimasto in casa. Come la cima, ma non ancora telefono. E non ti preoccupare, domani mia mamma mi ha promesso mi hanno 500 euro via facca. Fammi che la fotocopia. No, fai il bagliolino, capito? Tony, con questo tenore che stiamo mantenendo, Perché viene pure un tenore accanto alla festa, ma io cazzo quello di Sanremo. con questo tenore di vita che stiamo mantenendo, 500 euro non bastano manco per patatine. Oh, che si fa una vita come chi gli stendo grande fratello, una festa ogni sera. fa rientrare la casa. E non ti preoccupare, in una maniera si acconci, non ti scoraggiare, in una maniera facciamo. Ma tanto tu la fai facile, sei innamorato, vedi tutto Io sono innamorato di Amanda, invece a te non ti piace, la padrona non ti piace. Tony, fammi piacere per attendere da là. Lo sai come si dice? Chi ti spezza vuol comprare. Tony, chi sarà? Ma è un po' abbrucato questo citofono. Vieni un po', vieni. Non lo so. Sì? Ma che io muto, sei là. Vale, così. Indovini chi era il citofono arrabbiato? Citofono. E come faccio a saperlo? Se hai risposto tu. No, chi era il citofono arrabbiato come una belva? Io non lo so, dici tu. Un padrone Cosi. Il commentatore Terlizzi, amico intimo di tuo padre. E sicuramente sei stata tu. Sei occupato da me? Tu che sei giusto là. No. Ci parlate e lui sta venendo a casa, che No, questa guarda, cosa a tre. te lo Perché giuro. tu sei una spia. No, te lo giuro, Tony, la gente Tu sei uno spergiuro, a te Alfonso Signorini che della televisione ti fanno un puff. Ma come faccio? Ma guarda, mi ha fare una cosa sotto le pescate. ho tresciato, come cacciano? Chi ti sta a fuori? Ne capite che siamo morosi da 3 mesi, morosi? Allora ma te si grava. Ne capite che siamo morosi da 3 mesi? Questo se vuole chiama l'ufficiale giudiziario, ci caccia, fa lo sfratto coatto. Allora vado a aprire. Che sei coatto, vai a aprire. Accomodatevi. Grazie. Allora piccione! Commentatore. Sai che si fa male? Andiamo, Piano piano.
Commendatore, siamo qua! Commendatore, siamo qua! Che amici che lo parla la luce in tuo so? Sono parla la luce, commendatore sono Antonio, sentite la voce, Antonio. Allora indicami la strada. Se pensi tu boschi capo di mondo. La prossima volta facciamo i percorsi in terra come... Cambiamo. Piano piano. Camminate, tanto voi... Ecco qua, vado. Buona Piano qua. piano. Ti senti le voci come Giovanna No, no, io sento le voci, come Giovanna sento le voci, non c'è bisogno. Commendatore, accomodatevi, fate come se fossi in casa vostra. Fate come se fossi in casa vostra, ma io sto in casa mia. Ha ragione, compromesso. Dunque, ragazzi, veniamo subito al dunque. Andiamo al dunque. Voi mi dovete dare 3 mesi di pigione arretrati. Aspettate un attimo, facciamo una riunione in camera cantata. Un piccione, che Vale, chi se ci vuole facciamo? Perché sono 3 mesi che siamo amorosi, non paghiamo il pigione, qualcosa ma fa. Ma mi ce n'ha butto là. Ma devo dare il collo. Ma che lei? Facciamo così, dignità, capite? Però prostati. Ma che ne vado qui? Prostati nel senso di ginocchio. Ah, giraflesso, devi capire. Però con dignità. Pugno di ferro. Facciamo vedere che chiediamo l'elemosina, però con dignità. Ma tu, come io quando sei? Quando sono bellissimo. Commendatore Terlizzi. Non ce la cacciate, vi prego. No, non ce le cacciate, commentatore! Non ce le cacciate! Non ce le cacciate! Commentatore! Non ce le cacciate, ve ne preghiamo! No, altrimenti andiamo a finire sotto a un ponte, facciamo i pontini, allora! I barboni sotto al pontino, l'umido, l'acquazza, prendiamo un bella rugiata! Non ne ho più troppo di queste vostre sceneggiate. E se non sono venuto prima... Perché? Perché Ha fatto tardo prima. Come fai rigere? Spalmate perché sono amico del padre di Valerio. Ma è stato proprio lui a dirmi di questo menage a trois. Ma bene, ma come sapete queste cose, padre, diceva Matteo? Di questa situazione a 3 con quella ragazza alla quale avete affittato illegalmente una stanzetta. Vabbè, commentato si fa presto a dire una stanzetta. Quella alla ragazza abbiamo affittato un buchetto. La ragazza c'ha un buchetto. Il buchetto della ragazza sono venuto. Buonissimo! E quante cose hanno spazio su poche robe stava io? Sono venuto qua perché praticamente se voi adesso, come si dice, mi pagate e la cacciate. Ci fate restare? No, vi do 3 giorni di tempo per sgombrare senza essere morosi. Fatelo per i vostri figli! Non ho figli. Fatelo per vostra moglie. Sono scapolo. Fatelo per vostra È sorella! morto un sacco di anni fa. Fatelo per vostro fratello. Da 4 anni con te. Ma chi se non ne ho padrone casa? Chi se ne ha puntato sana sana c'è posto per te? Almeno fatelo per l'antica amicizia che tengo con mio padre. E quello è stato proprio lui a mandarmi qua e a dire di cacciarla. Padre ti può bene assai, un amore filiale però. E vabbè, commentatore, ma che vi devo dire? Quella è una ragazza veramente che non fa male a nessuno. Come vi posso dire, commentatore? Come vi posso dire, commentatore? È una ragazza che non fa male nemmeno a una mossa. No, mi sono state dette cose poco piacevoli sul suo conto. Questa spia è stata spia! E che maneri? Che hanno detto che è una ragazza appariscente, Sì, come? bella, formosa, che gira a la casa, che vi tenta, che è una pantera. Sì, commentatore, sì! Non fa quello per speghe! Ma non mi ci fate picchiare la mano! Basta dichiarare. Che ne se lo E io perciò sono venuto qua di persone per constatare. Visto che sto qua costato. Hai capito, commentatore costate? E non poteva portare i sassi. Vabbè, come salotto e poi scout. Fammi parlare a me perché io ho sudato. Ho studiato. Faccio io una ringa, capito? Faccio reali cintuttine. La ringa, il discorso di difesa, capito? Signori e signori, parla per i messo. Egregio commentator Terrizzi, Sì. noi siamo qui per difendere la causa della signorina Amanda, accusata da una corte ingiusta di cui voi siete giudice unico. E poi perché? Per la sua bellezza, per la sua avvenenza, per qualche festiccione innocente, ma ella è bella, giovane, simpatica e formosa. No, che è proprio buono. Come dice il mio collega, è buona, aperta e generosa verso gli altri, allora... Che me ne vai a andare a sta casa? Non è questa stessa legge che prescrive siano assolti i minorati psichici? Perché non assolvere pure una maggiorata fisica? Bravo, bravissimo! Tony, ma da dove l'hai letto questa cosa? Da un libro di Cicerone? No, è un film di Vittorio De Sica, altri tempi, Alessandro Basetta, ci copiate, ci Ragazzi, ve l'ho già detto, ne ho fin troppe di queste sceneggiate. Dovete andare via.
Siamo rovinati. Di più, dove andremo a dormire? Ma non so mettere in Pasquale. Io esco un attimo. Un attimo su. Facci una cosa. Ma non ho capito niente. Si ha Luca, ogni volta vanno giù, c'è Luca. Dici? Questo signore Luca, guarda, spiccichia. Ma chi è? Lo padrone di casa. Ah. Ci può cacciare, questi 3 mesi che non paghiamo più giù. Gli fa qualcosa. Fanno un miracolo, no? I dici qua hanno poco sangue in San Germano. Io? Tu si sta andando uscire, va? Porto che subito un monte somma. Fa qualcosa. Fa qualcosa. Squagliosa, zognosa. Squaglio per un po' che fu. Ma chi è questo bel signore? Sono il commendator Terlizzi, il padrone di casa. Ma no, il padrone di casa così giovane? Oh. E poi non ho capito, lei va in giro così, in borghese. Tony, ma perché devi essere mai un padrone casa che ha la divisa? Falla, fa! Tu ridi? Quello è meglio del Sugna, il sindacato degli inquilini. Ah, io pensavo proprio per casa di E anzi, Ragazzi, dove siete, ragazzi? ci Dove ha siete? pensato, stiamo qua. Ragazzi, voi siete fortunati. Ma vera non ci lo supererò. Io vedo che questa signorina ha degli argomenti. Due. A voi non possono da me. Io sono sicuro che ci metteremo d'accordo. Ma come? Ci mettiamo solo d'accordo. Non ci fa nessun regalo. Vi regalo un mese di fitto. Io mi sa giuro, Ah, giuro, era privilegiato, la casa è privilegiata. No, un mese è poco, Terlizzuccio, su. Facciamo 2 mesi. Carcere. 2 mesi. Cacciare, sai. Un anno. Va bene un anno? Un anno rinnovabile però. Va bene. Ora io e il commendatore ce ne andiamo un po' giù. Forse non lo può chiedere, no? Fallo passare un po', no? Andiamo a prenderci un caffè Sì, con sì, calma. Ci vediamo l'anno prossimo. Sì. Si fa per dire. Come volete voi? Ok, di là come Piano piano che vai a casa di mare. No, da questa parte. Piano, la prossima volta che sei in tempo ce la fa. Amanda, con 3 mesi fa, Amanda. Vieni. Fate il po' tu. Vabbè, non vi preoccupate che me lo cucino io. Fatti pure sotto forno che è patano, basta che ci fa rimanere, capito? Tony, che siamo amanti di mangiare mezz'ora come padrone casa. Due sono che cosa? O te, o chi sta a casa c'ha regalo. Allora faccio una cosa, facciamo un notaro, passaggio proprio. Notaio! Che? Buffoncello, fai o fai un buffone, no? Come mamma fa? E come vogliamo fare? Dice tu, non lo so, non ce la Come si faccio. può fare? Come si può fare? Sto fatto. Come sono stanco. Mi hai fatto venire un sacco, mi hai fatto venire una seta. Non mangio perché sono innamorato. Mi hai fatto venire la seta. E che la camminsi? No, volessi qualcosa a bere. No, grazie. No. Vado là dentro un bicchiere di No, Coca-Cola, grazie. di Sprite, No, di grazie, freddo, no, grazie. un bicchiere No, di menta, grazie, succo no, di grazie. frutta a mela. Tony, ma che c'è sto schifo, salattino? Tieni un chiosco, bella cosa di frigorifero. Non voglio niente. No. Già mi hai fatto perdere assai tempo. Oh, Ormai di giorno che arriva però scritto per il concorso. Ancora questo concorso, è un mese che lo sto dicendo, non ti pigli, ancora questo concorso. E me la già Semmati, ottendi già scritto. Tieni, che c'è qua? Ma la già andasse a casa, ho deciso per devo andare. Tieni, a sti partiti come promemoria, va, quando ti scuoto, ti c'è a Ma capo. allora chi sei scemo? Era me. È possibile proprio con questa ragazza? Non è possibile. E ci sarà molti. Andiamo a all'ufficio no collocamento. Vieni amore, vieni. Ma che c'è amore? Sono salita appena ho visto scendere quella. Non la volevo incontrare. Amore, ancora con questa storia, ma non hai capito che per me è indifferente? Io le dico buongiorno e qualche volta buonasera. Non ci credo, tu sei bugiardo. Ha fatto bene Michela a lasciare quel vigliacco di Antonio. Non ha sopportato più questa situazione. Ma dico, dove si è visto mai? 2 uomini e una donna che vivono nella stessa casa. Amore, ma che c'è di male? Scusa, Topolino e Pippo non abitano nella stessa casa con Minnie. Ma sono animali! Sono un topo, un cane e una topina. E noi siamo 2 uomini e una topona. E io sono troppo scema a stare qua a sentirti ancora. Hai ragione. Ho ragione a dire che sono troppo scema. No, hai ragione sul fatto di Antonio e Michela. A proposito, dove l'hai lasciato la tua inseparabile amica? Ah, Michela è rimasta per le scale, non vuole vedere Antonio. E che è venuta a fare per guardare i scampi? No, perché vorrebbe parlare con te per vedere se tu puoi parlare con Antonio. E allora invece di fare questo telegrafo senza fili, falla salire e vediamo di fare un incontro al vertice, no? Ma tu non la conosci, quella è testarda. E dalla, falla salire, poi bene per i scampi. Hai ragione, ci prova. Proci.
Mica cava. Michela! Michela! Sali e dai, non farti pregare! Michela! Vuoi che stiamo a pesare da porta? Aspetta, amore, fatti un po' di la moglie a mia. Tonino! Chi è? Esci, ti devo dire una cosa importante. Non posso venire! E perché non puoi venire? Mi sto facendo la barba, se poi mi faccio una stessa mi accompagna all'ospedale. E come te la stai facendo la barba, con l'accetta? E con la pelle delicata. Tu tieni una perla tosta come chiedono ciuccio. Antonio, esci subito che Amanda ti deve dire una cosa urgente. Guarda, ci sei bisogno non dice, sto caro, sta Amanda, dove sta? È uscito Babbo Natale, Antonio, ma tu a quest'ora ti fai la barba. Ma che esiste una legge, c'è a che ora può fare barba e a che ora no? Ma pulizia questa faccia. E dammi una gemella da tu. È carino. Una mappina. Andiamo, Antonio, che si cosa dire? Ma vincono però queste cose Andiamo. un attimo solo, che veramente Fa la barba che storia. mi sono gnaccato assai. Gnaccato? Non esagerate, capito? Se vi ancora. Si scema, sì. Aspetta, fammi pulire, scusa un attimo. Senti, ma io non... Magari mi avete fatto... Amanda, che ne mi avete fatto lo scherzo? Grazie. Che non può dare, non può parlare lo strano. La bemaglia e la bemaglia. Come mai c'è anche Margaret Thatcher, la Lady di Ferro? Come mai, signore, ci avete dato l'onore di venire in questa casa? Noi vi lasciamo soli, così parlate, vi chiarite. Sì, parlate, cercate di trovare un accordo. Signori e signore, santi righiere, rita dalla chiesa. Andiamo pure a Pascalo, metti vicino alla Lanza, abbiamo fatto forum di sera. Basta con queste cose! No, basta, lo dico io! Lo dico io, Claudia, andiamocene! Lei ha vinto e noi abbiamo perso per l'ennesima volta la partita! E dove la sentite questa frase? Da bocca a Carmelo in bocca a Filippo, nella 3000ª puntata di Un posto al sole ancora ci sarà? Non me l'ha suggerita nessuno! No. No! Il fatto è che da quando lei è entrata in questa casa è tutto cambiato! Siete come impazziti! È come se lei vi avesse stregato! È come se lei vi avesse stregato! Claudio, a vedere se Michele ha bisogno di qualcosa, va. Madonna mia, questa ragazza è esagerata, non gli puoi dire una parola subito piccina. Ma tu sei forte, tu ti sei lasciata così poco tempo, ma fai sempre che la voglio. La femmina da muri pazza! Posso entrare? Pasca! Punto A, già si trasutto. Punto B, ma tu ti puoi pigliare un bello pullman e non ci fai una settimana a Bolzano. Ando, te l'ho sempre detto, a me la Sicilia non mi piace. Punto C, ma non è via di possesso della nuova casa, no? Punto D, ma è tanto un buono guaglione, ma è troppo azzeccoso. Perché l'ha fatta? L'ha fatta, la prima cosa ha scompiato il materassino che stesso lui aveva Ha suonato silenzio in casella. aveva boffato, poi l'ha pigliato e l'ha Fa 3 pizze. e l'ha posato. Poi mi ha fatto fare la doccia, mi ha fatto asciugare e mi ha pettinato. Come fosse la bamba del mio soviet. E non è finita qua, poi mi ha fatto andare nel bagno per farmi lavare i denti, si era accorto che il dentifricio non era adatto. Grazie, c'ho l'autospurgo. E poi, ragazzi, lo sto dormendo da 3 giorni. Pasca, tu si chiude mezz'ora fa già 3 giorni, non può dormire. Vabbè, sono cose che si dicono, mi vuole far dormire con lui. Ma quando è certo Dio? Ma quando è certo dia? Ma quando è certo Dio, io voglio un milionetto mio! E allora come dico, Pac, se non la faccio? La voglio fare, voglio nel suo letto. Chi si sarà male che devi accattare il colluttorio per farti fare 2 sciacqui? Ma capite io gli sciacqui? Fare 2 sciacqui. No, non è Mario, è Amanda. A poco intruto, trafelata, non porta la macchina pure nessuno. Siedi da Amanda. O carne di morte sta a basso. Amanda, che cosa c'è? Ragazzi, vi devo dire una cosa troppo importante. Ragazzi, noi andiamo via. No, restate, potete sentire pure voi. Siete pronti? Sì, via! Allora, io sono andata giù perché avevo un appuntamento con una mia amica all'angolo della strada. L'avevo incaricata di andare a fare un servizio su da un medico. Tu dici perché è andata lei? È andata lei perché conosceva uno che lavorava là sopra. Ma tu già lo sai, ho fatto. È cosa? Una motivazione. Annuisco per farla andare avanti. Comunque, Comunque. ho guardato nella busta. E se mi 50 euro mancano per il ristorante? No,
E il cerchetto è uscito blu. Oh, e tu hai fatto tutto sto bordello per bollino blu la macchina, non arriva a me un versamento, papà, via. Cerchetto, bollino, cerchetto. Io che ne so, c'è un bollino cerchetto, poi mo mi parli la chest-line, per me sa di me. Io, poi c'è arrivata la chest-line. Giova! Il cerchetto è blu, semi, perché significa che sono incinta. Ah, buona. È incinta! Non ho capito chi è che è incinta, mannaggia la testa dell'asino. Io, Pasqua, sono incinta io. E mi sento sola. Tanto sola. Claudia, andiamo a vedere pure noi. Dopo a te ti stridano! Valerio, non esci vivo da questa casa! Non voglio sapere niente se tu amo, Che calmi nelle cala. Ah, lo tutte gratis, Peppino di là, ma addirittura se il nome dice. No, ora ci telefono forse che si può spaccare la ma è capo combinato, ma sono tu che avevo cominciato con chi sta da me. Ho di cambiare subito. Ma so cosa che sei, ma quello c'è stato rosso sei. Arrivederci. E le tre sono chiuse là lì e non ti senti mancare. Oh lì, sei chiusi da così. Ah, si è fatto sotto da diventare pane. Perché io vado visto. E la mandano mai toccato. È vero, ci siamo chiusi in da stanza, bene per parlare di cose serie, che la mandano capo con corso. Veramente macista. Si è calmata un po'. Prima voleva buttarsi dalla finestra. Perché lì in da stanza sua la finestra non ci sta. Vabbè, ma sono cose che si dicono così, nei momenti di disperazione. Vabbè, ma si può sapere il padre chi è? Niente, appena cerchiamo di chiederglielo, scoppia a piangere. E allora è come sospettavo, padre Antonio. Come? Io non l'ho sentito bene. Antonio, il figlio è suo. Come? Io ci posso mettere la mano sul forno a microonde. Ma come tu fai al microonde? E ne ho fuoco, non ottenimo. Ho il sospetto che il figlio sia suo. Ma lui, visto che faccia fatto quando ha saputo? E deve andare bianco con mezzo festa e la famigliare. È vero! Brutto, mascalzone, traditore, rettile e pure serpente! E che è un 2 o 3 stalli? Fai No, finta non di mi piacciono i bambini, diceva. Ma io se lo prendo, lo ammazzo con le mie mani, mamma! Ma fa finta di niente, calma, ti fa finta di niente. Ma come faccio a stare calma? Come faccio a fare finta di niente? Ma vieni qua, siete qua, che sei nata, dai. Senti, fai una cosa adesso, vai di là e cerca di informarti con calma. Vado verso il mio destino. Dopo che lui mi ha tradito nel momento più alto dell'amore. Solo il tempo potrà guarire il mio cuore spezzato. Come solo il tempo potrà guarire le gambe e le braccia che gli spezzerò. Sapete, troppo telenovela che stavo io. A proposito, fammi vedere Pasquale Barozzi che fine ha fatto, che lo mo come minimo lo sanno tutti i quartieri. Secondo me ha accattato giù fiocco. Ma che non ci sta dicendo? Mi sono chiuso in cucina perché è l'unico posto dove si può stare un poco in pace in questa casa. Ma no, non mi pare un campo di battaglia, mi pare forte pace dopo l'attacco degli indiani. Ma volessi sapere che cosa hanno da dirsi 3 donne nella stessa stanza? Io sapevo che staranno giuciando. Oh, ma io mi sento assai sollevato perché io non tengo nessuna responsabilità. A me una persona che mi fa pena, ma più che pena mi fa tenerezza è Valerio. Un figlio così, come fa? Fra capi, un figlio suo, io manco non ci ho toccato mai. Nemmeno con un polpastrello, diciamo. Sì, ci siamo seduti tutti e due sul letto insieme, siamo spiaccicati, facciamo naso. Però io quando mi mettevo a essere in stanza a raccontare i barzellette. Essere reve, come reve, e poi ci scrive anche la trasmissione a canale 5 Lucine Barzellette, io mi metto in scuola, metto a dire barzellette nella televisione e poi mi sono Rosa 9, io mi metto per coglio. Tu qua stai? Perché mi sono ricercato alla polizia, ma fu io che ha firmato. Michela ha detto che ti vuole... Non ho capito. Michela ha detto che ti vuole... Scandare come un pecoriello? Mi è passata parecchio, Pasca.
sono fatti vostri, io non voglio entrarci. Vado a fare un po' di caffè. Aspetta, Foccafe, vieni a qua, vieni qua, siediti vicino a me. Senti una cosa, nessuno è stato nominato, no? Come? Non è un reality, chi ha messo incinta Manta? No, non c'è nemmeno una rosa di nomination per sapere il fetigrafo che ha abusato di quella povera anima innocente. Se facciamo cenno, scoppia in un pianto ininterrotto. E grazie, che ci viene annanzi all'occhio a bruttezza lo padre, povero creatura si picchia lo padre. Ma perché Anto, tu sai chi è? Il padre è Valerio. Valerio, chi Valerio? Valerio, il tuo fidanzato, innamorato. Il mio Valerio? No, con precisione non sa chi è. Però sicuramente si deve assumere questa paternità. Bastardo, mascalzone! Gli devo cavare gli occhi. Se lo prendo con queste mani lo riduco in polvere. Come lo desivi i piatti, piano piano, non ti preoccupare, non fare così. Per una volta non farti accecare dalla rabbia, per una volta appena vedi due reti, sieteci voi caisse, no? Se lo prendo lo spezzo in due. Così devo andare di vandraga. Piano piano, vieni qua, Capuzzetto, vieni qua. Stammi a sentire, Capuzzetto. Tu lo sai cosa devi fare? Cerca per una volta di essere donna. Perché di solito sembra un uomo? No, cerca per una volta di essere una donna tenace, coraggiosa, che per un po' si tiene a posto. E poi? Appena un chiappo fai un mazziatore numero uno come non l'ho avuto mai, capito? Però calma, calma. Farò come dici tu, ma ho bisogno di caffè. Aspetta a fare caffè, ma non bar Messico a casa, ma la macchinetta pronta con sto caffè, un caffè o un caffè, che come stai tu? Invece di metterci lo zucchero ci metto il veleno, capito? Hai ragione, per una volta. E poi io sono una signora. Tra poco si chiarirà tutto. Ma spero proprio che la prossima volta che attraversi la strada 4 auto con a bordo 4 ciechi vadano tutti verso la sua direzione. Ma che fantastico, pensavo. Una cosa esagerata. Ah, tu castai! Ma tutti si meravigliano, la casa è mia, la già sta mia, sai? Ma pensavo che si mandò chiuso lì dentro. Paura. Mi sono chiuso lì dentro perché volevo stare un poco così, diciamo, fra me e me. Fra chi? Volevo stare un poco sull'anni, capito? Solo io, volevo stare sola. Volevi stare solo? Invece tu te ne sei scisa, la paura fa nuanta. Mi sono sceso a basso per si Pasquale faceva qualche guaio. Invece non è vero, tu hai avuto paura di una cosa che prima o poi capita a tutti nella vita. Mi dispiace, Tony, ma adesso il castello che avevi costruito crollerà e bisognerà costruirne un altro. Sono momenti nella vita di un uomo in cui si fa una scelta. Non si può fare più la stessa vita, è una decisione importante. Comporta un sacco di sacrifici. Le prime notti in bianco, il primo dentino, e poi sotto cagno pannolino. Tony, tu ti imbaraffa tutte queste cose. Oh, creatura tu e cosa impara tu? No, Tony, io figlio tuo, i pannolini e cazzo tu. No, dici pure i proverbi, i pannolini sporchi si lavano in famiglia. No, forse ci siamo capiti. No. Figlio tuo, i pannolini li lavi tu. No, ma quando mai non faccio cerimonia, tu creatura l'embrione non lo metti in un boccaccio da portare a casa. Ma non è sì, questo feto non è mio. E come mi te in davanti che ha telepatia? Io non l'hai mai toccato. E nemmeno io l'ho mai... E allora sto figlio chi è? Fosse mai ero commendato il terlizio. Un padrone di casa? Non è possibile. Perché? Non ci vedo, non è possibile. Non ci vedo, non è possibile. Queste cose già si fanno scuri, già sto scuro con compressione. E perché? Si vanno a fare pure la luce appicciata. Ah, ma te la voglio una scurnosa. Tu mi fatti una doti dalla cucina, te lo voglio bene. Ah, ragazza scornosa. Ah, ma te la voglio una scurnosa. Tony, chi sarà? Ci siamo scorti. O Pasquale, Barozzi. Chi sarà Pasquale Barozzi? Pasquale e Barozzi sarà. Stavo tutto il paese, no? Tras, Pasquale. E Pasquale. Pasquale. Ciao. Pasquale, a 100 metri da me hai tuo giudice, eh? Ah, no, si sta. L'hanno cercato per tutte parti. Sono andato a fare un giro. E dove? Un po' di qua, un po' di là, ha girato tutto tu. Come se fosse lo strutto. Pasquale, tu sei andato fuori al bar perché non ti sembrava vero, volevi sfogare. Volevi sfogare la celetta a tutto il paese. Ma non l'ho detto a nessuno. Sì. A nessuno. Dice la verità, Pasquale. Solo a qualcuno. Pasquale. Era distratto, Pasquale. Una decina di persone, però sono tutte Lo fidate. sa tutto il paese. Hai visto ma come c'è la processione, eh? Pasquale, scendi subito a basso e fai un comunicato stampa. E che lei piace il Presidente della Repubblica, l'ultimo è là. Pasquale, scendi subito a basso e non fai che Giovanni Sciuro perché adesso dobbiamo parlare di cose importanti. Ma io sono rimasto molto meravigliato. E perché? Non ci hai mai fatto una comitiva con un neonato. Pasquale, ma tu ti devi far curare. Pasquale, tu devi andare da uno psicologo. Pasquale, tu devi la malattia, tu tieni la sindrome della comitiva. Retta tutto quanto, no? Calandere in Vabbè, me ne vado, faccio come volete voi. Subito scendere. Ciao. Ciao. Ciao, capo giù. Va.
Ah, hai capito come sta tutto il paese, com'è possibile questa cosa? Io Però... non stanno guaiando, amico, abbia sai che tutto quanto è cangò. No, aspetta, però da c'è una cosa poco più importante. Sì, Fra di noi, una cosa fra di noi, internos. internos. Io agito innamorata tua, con padre creatore sei tu. Hai agita la stessa cosa di alla tua ragazza. E mo! Conosci un sacco di parole dolci, la mia metà. Sarà tutto! Sei la novità della vita mia, sei! La rivolta delle cornute viventi. Non è vero, lo giuro. Non è vero niente pure stasera, è un equivoco. È un equivoco. O creatore non ne ho me, non ne ho suoia, non ne ho nostro, non sappiamo chi è su creatura. Non è vero, siete due mandrini tutti e due, dico mi Vicenza, dico Sei andata a Vicenza? Ma io andrò fino in fondo. Farò fare il test del DNA. E che stiamo in derissa. Chiedete la davanti, ve lo giuro. Chiedete la davanti. Adesso sta riposando, ma noi rimarremo qui finché il mistero non sarà risolto. Accatta a Cristo, accatta. Anzi, facciamo una cosa, andiamo a fare questo benedetto caffè, che è 2 ore che se ne parla, mi è rimasto caldo. Amore mio, passerotto, bambolotta, naso, non sono usato contenuto che non porti la macchina. E quando la sa? Mi vuoi fare una marenna? Mi sta faticando a portare un cantiere d'ombre. Che so di uno da stamattina, una marenna piccolina, un panino. Valerio, per favore dici a quest'essere immondo che se vuole un panino se lo va a preparare con le sue manine. Perché noi stiamo in guerra e io non gli parlerò più finché la situazione non sarà chiarita, Mi ha capito? dato l'ultimatum. Anche per te la situazione non è diversa. Te l'ha dato pure a te l'ultimato. Adesso vado anche io in cucina. E invece del caffè, sai che faccio? Preparo un bel piatto di spaghetti alla faccia di chi mi vuole male. Ma tu hai capito queste due canali con questi problemi pensano agli spaghetti? Si potesse avere un piattino l'aglio, olio e pomodoro. Che si pensi? Noi Alla checca. Tonio ci do. Un po' bruciato ci do. Vedi chi è? Che sarà la gente che sta invitata alla festa. Sì. Sì. Tony, Che ne? hai spostato con uno strano accento. Acciato. Hai tema che tu andiamo a Mafalda. Ah, da Alda, ma chi sa? Ma non lo so, sarà con amico suo, hai capito? Qualcuno invitato alla festa, fa una cosa, vai nella cucina, vedi 2 snack, 2 patatine, offriamo qualche cosa. Tony, dimmi che si problemi mezzo snack. Ma ci fosse costumati con l'ospite! In da cucina non ci va. E perché? Ma mette paura. Un uomo come te si mette paura di 2 donne. Perché tu no? Io non mi metto paura, io mi cado proprio sotto. Barra di buoni, mi va bene, chi può essere che io stavo dicendo, ti ha chiamato tanti. Che entrate? Chi è? A noi! No! Buonasera a tutta sta gente. Sarà un gerarco in trasferta, Romanitas. Piacere, Valerio. Piacere, Luis Sant'Antonio. Oh, come mio marito e Marianne in tacchi ricchi piangono. Sant'Antonio, piacere, sono Antonio, ma sei straniero? Sì, di origine messicana. Oriundo? Figli dei migranti. Ma siete d'accordo? Ma chi secondo me ha dato nei nudisci il cuore? No, Tony, chi sta nel canale sport? Scusate, ma già sta una festa qua. Il puzzamento i ragazzi. Ma scusate, non ho afferrato. Me buona due ragazzi. Ah, ho capito io perché ho studiato le lingue. Questo signore vuole i crackers, i salatini e mi dispiace, I'm sorry, finisce. Mago! Voi organizzate una festa e non venite manco due ragazzi. E va buono per caricato, ma che fresa sono americano, sta ancora meglio. Andiamo a Paolo. Va, Salo Maria, va! Mamma mia, Non vi preoccupate, non è figlio. No, devi sapere che noi abitiamo con 2 ragazzi che credono che la cucina sia un luogo sacro, capito? E non voglio che nessuno entri quando ci sono loro. E buscola, te! Ho trovato 2 pistacchi. Ammacca, mi suppongo un po' gusto. Ma secondo me, questo non è messicano, perché tiene un accento un po' una cadenza un poco familiare, mediterranea, di casa nostra, capito? Una cadenza familiare, come tu! Tony, ma frizziamo. Allora! Sì! Ah, pazienza. No, la pazienza del creatore! Mi è brutalmente
Chissà, quando era piccirillo faceva un cartone animale, il piccolo Pepe, il con ciuccia. E che era un caffò! Ma fa! Può essere mai che si faceva un cartone animale? No, hai ragione, sai quando ha problemi di doppiaggio, no? Ma frizione da lavoro! Tony, cercami se fa che domanda per capire chi si chiede. Ci faccio una domanda. Luis Antonio? Sai che ore sono? Che domanda si fa? È il gettone intelligente! Pensavo una domanda per rompere il ghiaccio. E ti scassasse la capa, intelligente! Luis Antonio? Sei messicano pro sangue? Abbiate poco cavallo alla scuderia! Vai! Sì. Sei messicano. Paim? Paim riusciamo a come dici tu vai? Ah, padre! Ho capito, sì. Comunque siamo messicani. Oh, padre, sei messicano. Ma Mai. Ma mettesi cosa che sono in questa casa, poi ci vedo! Mamma! Ho capito, tuo padre era messicano, mentre tua madre doveva essere venezuelana. Colombiana! Siete casa puzzata! Tony! Mo si spiega, capite? Ma che parte dell'America del Sud è Casa Puzzana? Casa Puzzana non c'è in America del Sud. Non chiede. Casa Puzzana, fai finta di prendere l'asse mediano. Ti faccio finta di pigliare l'asse mediano. Allora metti in da macchina, ma ti può sfiziare la nostra Casa Puzzana per aprire l'asse mediano. Scina a complanare, no? È un ridente paesino fra Cesa e Ottadiatella, territorio internazionale. Ah, mo ti spiega l'accento. Ma Frizione, sempre a me, che Frizione! sei all'anzi. Senti una cosa, Luis Antonio, quindi sei poliglotta. Mi posso mica a casa? Io mi voleva dire se parli due lingue, che significa poliglotta? Veramente? Io sono venuto a capo con una mafia. E allora mi dici sbagliate cose. Ma chi è sta mafia? Ma come? Che la guagliattola che te la camera con voi? Pensa male, una guagliottola. E ho capito, ma voi volete dire Amanda? Qui dici ma falta? No, ma che si fa chiamare? Amanda, ma non è un nome originale. Nelli, capito? Amanda è sostitutiva, Prostitutiva. Mi dispiace, ma non si è sentita bene. Hai avuto un pane tipo proprio. E la festa non si può fare più. No, io non sono venuto per la festa, io sono venuto per yes. Che la mamma andata pure non siamo stessi. Che ha fatto? Non ho capito. Non siamo stessi, che le si mangia cucina fuori in ambulanza. Ah, un sames! E mi dispiace, ma adesso vado a vedere nel padiglione se si sente. Romonaldi. Nella lettiga, nella parete. si è liberato lo posto Vado a qui. vedere, sì. Lui ti aspettava! Meno male, sono venuto. E se per caso fossi su padre di questo feto, di questo bambino? Speriamo di no, chi le viene metà Casa Puzzana, metà messicana, era un ibrido. Ovvero, e poi quanti gli anni fa? Guarda. E allora? Ah, me ne scusa adesso, erano le cisi, non sta si è sistemato tutto, va bene? È venuto un ragazzo, si sono tuzzate. Ma hanno fatto uscita. E hanno fatto la lettera. Si sono ammuccati, Baciati? si sono chiusi nella stanza e tutto a posto, va buono? Ah sì, e chi è? Come si chiama? Luis Antonio. Con mio marito e Marianni neanche ricchi piangono. Allora avevo ragione. Io sapevo come sarà Don Alberto. La stessa cosa, la stessa cosa. Io sapevo veramente come sarà Don Alberto, quel povero Don Alberto, sono 100 anni, deve vedere adesso. Facciamo una cosa, va bene? Si è sistemato tutto. Dopo ti spieghiamo tutta la situazione. Tornate là dite, no? Te ne dà ancora fame. A mangiare? Facete una cosa, rapite il frigorifero, per piacere. A rapite là ci stanno te e le gambe, non mangiate pure un secondo. Troppi spaghetti facci tuo pranzo, va? Ma non so che gente cagò. Tony, chi sarà? Va la pizza, non può crurare la festa, va? Allora, va. Allora, la porta. È inconfinato, Tony. Fa tirando un portiere. Ho saputo di una bella notizia. Quale bella notizia? Il lievito è re. Ma quale lievitamente, Ferdinando? La signorina è stato interessata. E chi Per lo sa tutto il palazzo. Io sono venuto per sapere se devo mettere il fiocco rosa o il fiocco azzurro e se devo chiamare i giornalisti. Ma quali giornalisti? Ferdinando? Io faccio con voi. Ma che cosa fai bro? La vita è Dio. No, ma scusa, mi interessa mica la musica. Va attento, Ferdinando. No, avete perlomeno il pensiero per i bambini. E che ho dato? Il Canada lascia nessuno, ma non si scende, hai capito? Quello se va la bicicletta qua dentro.
E portateli in tavola, c'è la figlia tua e due nipoti. Io volevo fare un regalo, poi con una santa pazienza, fammi tornare voi di due scandinavi. E che sto mi fanno pensiero con una cosa come Papà Munezzi. Ma sei pessimo. No, Ferdinando, non ciao. Non ciao, Ferdinando. Prendi tu, Ferdinando. Basta tutto scemo, ma mezzo dove sai che nel cangolo? No, perché secondo me in questo palazzo ci devono essere, come ti posso dire, i microfoni nascosti. Sì, secondo me pure. I pulci, secondo me. No, il pulce no perché io mi lavo. Mi lavo e ho comprato a tipo e troppo un sapone e fa. Senti, va? Fa una cosa, Toni, non catta più, perché che si fa? Io volevo dire. E i microfoni piccolini non mi chiamano i cimici. E che ne sai, che tempi che cosa c'è i cimici, poi c'è Peruccio, che qualcuno ci parla qua, con i tempi che corrono. E quindi? E sarà qualche intercettazione, qualcuno. Allora. Toni, come la mettiamo noi? E la festa, mo. Saranno qualche... Mo è la festa. Mo è la festa? Non arrabbiare la festa. C'è la festa? Arrabbiate, fai 50 anni. Chi è? Chi è? Pasquale Barozzi con una grande sorpresa. Ah, Pasquale Barozzi. Venite, commentato, Vieni venite. via. Vieni che hai combinato. Ragazzi, è tutto risotto. Dacci un piatto allo zafferano. La comitiva non si scioglie più. Dove stai, mio amore? Indicatevi la strada per il Talamo. Ma cominciamo una volta per Cucciovanotto. Il commendatore Terrizzi ha detto si prende lui la responsabilità del bambino. Sì. E vi regalo pure un appartamento. Prima che chiamo subito la tipografia e partecipazione. Cicino! Commendato, mi dispiace darvi una delusione, ma le cose sono chiarite. Il presunto padre del bambino sta qua. E chi è che ha approfittato del mio amore? Chi è stato in questo? Ragazzi, accompagno Luis Antonio alla porta. Buona dirasta! Penso che sa pusciuriare, poi. Ah, allora sei tu! No, commendatore, è messicano qua, è messicano. Sei tu il concubino, sei tu! Dai, ti faccio un attributo. Da questa casa non se ne va nessuno finché non esce fuori la verità. Ti dico a quelle due ianare là dentro la felle canna sarà quasi fornuta a questo momento. Antonio, ma si sta sistemando tutto adesso. E glielo devi dire a loro adesso. Tra un po' si sistemerà tutto. Il mio fidanzato ha mandato Luis Antonio per dire che vuole stare con me e riconoscere il mio bambino. Benissimo. Claudia, Michela, uscite, adesso sapete la verità. Luis Antonio, lo vuoi a chiamare, per favore? Non manda mai! E allora noi risolviamo questo giallo. Hai tu un momento di te. Mo so a gente la festa, falle assai di tanti più feste che queste, è venuto pure Giovanotto, mo canta una canzone, pure DJ Francesco. Only you can make all this world seem right. Only you. Tesoro, abbraccio. Come? Io vado al manicomio. E già ci sto. Quelli si abbracciano pure. Sì, sono io il padre del bambino. Io e Amanda è più di un mese che stiamo insieme. E presto ci sposeremo. Vale? Ma quelle non erano un po' che frufru? Forse non lo è più. Amanda ha fatto guarire pure a Cristiano Margioglio. E da oggi Amanda verrà ad abitare da me. E voi, insieme agli altri, siete tutti invitati per festeggiare. Stasera, tutti a casa mia! Sì, tesoro, però dobbiamo ancora comprare un sacco di cose. Tipo i salatini, le patatine. Le cartine. Ah, e le mozzarelline. Oh, sei cotto papro. E beh, andiamo pure noi, Claudia, che ho ancora un po' di fame. Fate uno sfumo, stanno guardando. Hai ragione, anch'io, andiamo. Fai una cosa, prendi tutto quello che è rimasto di là e portalo. Un pozzo senza fonte, Ragazzi, allora la comitiva si sposta di là. basta, posso fare la comitiva, Pasqua, ma perlomeno, Iracca, l'hai fatta comitiva. Sì. E chi ci sta in questa comitiva? Paolo, Giovanna, Marco, Cinzia, Bruno, Ma c'è nell'appello. Luca. Siamo 7-8 persone. Basta, Non fidate. portalo pure a... Porta la suite, le scaccio. Commendatore, avete mai pensato di diventare il platone di una comitiva? Venite, venite. Ciao. Ciao!
mi sento come se mi avessero fatto l'elettroshock. Pensare quei due insieme mi fa quasi schifo. Ma loro si geloso, Rama? Sì. E non essere geloso, perché l'amore è così. A volte non si capisce, o forse si capisce sempre dove va a finire. Tony, l'amore è proprio una cosa stupida. No, l'amore non è una cosa stupida. Stupido è innamorarsi della persona sbagliata, soprattutto se si chiama amante. Ma falda. Ho deciso. Ma va cacciuri? No, ha già fatto la telefonata. Come si chiama che la guaglione che voleva la stanza con noi? Giovanna Cagliazzi, allora? Che lo sai lo deve mettere. Come fa il numero? 338 338 6 85 322. Perché? Io non me ne vedo. Giovanna? Giovanna? Sì, sono Antonio. Antonio quello altro. Cominciamo Antonio, coinquilino di Amanda, la stanza si è liberata. Siete in due? Sono in due, studentesse di lingua berbera. Sta pure berbera, sono tre. No, è una lingua. Venite tutte e due che facciamo, capito? Sì, a domani. No, venite stasera che c'è anche una festa qua vicino. Stasera tutti a casa mia, anzi, a casa nostra. Ciao! Tony, ma cominciamo la camera da voi. E che non può cominciare a capo, la vita è così, è un ciclo. Tu conosci una persona, poi ti innamori, poi la lasci, poi non conosci nada, ti innamori, poi la lasci, conosci una persona, ti innamori, poi la lasci. E allora non ci vai bene! No, poi la lasci, smetti con un fascista. La vita è così. Hai capito che la vita è così? Gira e va sempre... No, è un ciclo, però per questa volta, per una volta nella vita, andiamo pure noi a una festa. Andiamoci a mangiare pure noi due grecessi, perché l'ha preparato salattini, patatini, mozzarellini, tartini, garbanini e stecchini. Ma cominciamo a parlare da voi! Tutti mi devi chiamare che tempo, che non mi chi viaggia qua e là, c'è chi vorrebbe andare dappertutto, parte e non sa che cosa farà, a chi incontrerà, che faccia vedrà e se troverà la sua libertà. E stasera tutti a casa mia a vedere un film in compagnia, a cantare le canzoni che pure stasera parlano di te. Si sveglia incazzato e non lo sa che il mondo non è mai come lo vorresti tu. Parte e non sa che cosa farà, a chi incontrerà, che faccia vedrà e se troverà la sua libertà. E stasera tutti a casa mia a vedere un film in compagnia, a cantare le canzoni che pure stasera parlano di te. Grazie per essere venuti, soprattutto per essere restati. Questa è una commedia che è difficilissima per noi attori perché è velocissima. È una commedia che ho scritto 10 anni fa, poi dopo 10 anni ho ripreso dal cassetto, abbiamo fatto da Fragola, poi l'associazione Casador nella persona di Gianluca Naccarato, a cui andrebbe un applauso. Lo centro studi De Gasperi con a capo il mio amico Carlo Tiziano, dove sta? Alzati Carlo, prendi questo applauso, sono meritatissimo perché sei stato tu a organizzare tutto. Abbiamo fatto insomma questo spettacolo che va in beneficenza per la chiesa Santa Maria delle Grazie, per la ristrutturazione della chiesa, che beneficenza avete, non come fanno là la cosa a mettere in casa. Grazie alla Martin Luther King, che è la scuola che ci ha ospitato con tutte le persone, io devo fare dei ringraziamenti. I primi ringraziamenti devo fare alla mia compagnia, che è buona la vita. Dico tutti i nomi degli attori a cui si riusciti su video: Angela Esposo, Carmine Bianco, Marco Prezza,
Marianella Bianco, Corrado Gregorio, il mio amico Mario Lupoli, Mimmo Viscovo, Maria Luca e in partecipazione straordinaria un attore che ha fatto un sacco di cose, Bruno Lagozzino, e poi facciamo le pubblicità insieme, usciamo insieme, le vacanze insieme, fosse marito e moglie. Siamo sempre insieme, scrivi i miei testi, mi sopporta, io sai che faccio? Ma amore scrive con me. Valerio Naccalari. Poi ci sono venuto a trovare degli amici. Il mio primo amico dove sta? Rino Di Maio, è andato via. Fate un applauso, Oscar Di Maio. Un altro mio amico, ti devi alzare, che è campione della SAI l'ultima, siamo vicini a guardare ragazzi. Poi ci dovrebbe essere Antonio Coppola, non so se è venuto. C'è Antonio Coppola? No. Ci è piaciuta la conversazione? E poi due parole le dico io. So te dice loro. No, perché questo posso dire quello che voglio. Democrazia. L'applauso più forte stasera va a una persona che non c'è più. Forse voi tutti lo sapete, che è mio padre, che 2 mesi fa la vita è stata ingiusta per il fratello. Però io sono sicuro che la commedia gli sarebbe piaciuta anche stasera, perché io lo vedevo a Terra da Fragole e lui rideva su tutte le battute. Io ho sentito un sacco di persone che hanno parlato di preti, hanno parlato delle persone. Una cosa voglio dire io. Lessi su un libro tanto tempo fa che ha segnato molto la mia adolescenza, che era Etica per un figlio, di Fernando Savaterri, in cui lui diceva: la vita non è come le medicine con il foglietto e la ricetta dove tu sai quello che devi fare. La vita è così, ce la danno senza ricetta. Vuol dire che la vita di mio padre era arrivata alla fine di questa ricetta. Ciao! Grazie!